Amici del football americano giallo-blu, amici del football made in Italy, buon pomeriggio e ben arrivati qui al via Monti del Sini Stadium di Pescantina Verona per quello che è il grande match di quest'oggi. AGS Mannheim Mastini contro Redskins. 6 anni che si attende questo bellissimo match, questa sfida stracittadina. Con me a commentare questa partita Richard Collins, amico dei Cagnacci giallo-blu, sponsor della squadra veronese e soprattutto ex giocatore di West Point e Utah. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti. Brief in English, this is game time between the derby of the Verona Bulldogs Mastini from Pescantina against the other club in the city, the Verona Redskins. And this is a derby that's been 6 years in the making, and we're excited, and let this go all Bulldog way. Ed eccoci con i capitani in campo. Sappiamo ormai tutti che per queste regole Covid sono un capitano per squadra a giocarsi la famosa monetina per la scelta di chi poi andrà a calciare il kick-off di questo match. Match che arriva con gli AGS Mannheim Mastini vittoriosi per 40-0 ancora 2 settimane fa sul campo di Cormons contro i Sentinels. Redskins invece che esordiscono non nel migliore dei modi proprio sul terreno di casa a sempre 2 settimane fa contro gli Islander Venezia con un 14-0 che ovviamente non ha fatto assolutamente piacere ai Pelle Rossa. Mastini che andranno a calciare questo inizio di partita. Richard, che cosa ti aspetti? Per te il tuo primo derby, quindi cosa ti aspetti di questa partita? Oltre alle grandi emozioni che ovviamente porta a tutti i tifosi e a tutta la città di Verona per tutto quello che riguarda qualcosa che negli Stati Uniti ha un feeling importante, perché il football è lo sport per gli Stati Uniti. E per Verona? È indubbiamente, in America non ha uguali lo football americano. E qua è una giornata per la cittadina bellissima. Unico fattore forse un po' così è che manca il pubblico ovviamente per le situazioni in cui ci troviamo, però bellissima giornata, tempo stupendo, aria fresca, sole, 2 squadre che poi vogliono fare orgoglio alla loro città. Shakespeare fosse vivo oggi scriverebbe un poema dedicato a questa partita, non Romeo e Giulietta. Assolutamente, assolutamente. Ed eccoci pronti quindi al kick-off con Amerigo Monte, il kicker rookie al primo anno con i Cagnacci giallo-blu, pronto a calciare questo kick-off. Redskins che si posizionano sul campo con 2 ritornatori. Bellissima giornata, speriamo che tenga, perché è stato veramente difficile in questi 2 giorni poter allestire al meglio questo meraviglioso manto erboso offertoci dal Pescantina Settimo Calcio e dal comune di Pescantina. Siamo al via con il buon calcio che va a rotolare sulla parte destra, palla che sembra uscire dal campo. L'arbitro infatti va a lanciare la flag. Ricordo per tutti i neofiti del football americano che la crew arbitrale, che vedete con una maglia a righe bianco e nera, andrà a lanciare una flag, un fazzoletto giallo, proprio per dare indicazioni che durante quell'azione c'è stato un fallo. Il fallo è che la palla è uscita dal campo e quindi saranno proprio i Mastini a dover calciare nuovamente il kick-off da 5 yards arretrati. Un po' di tensione forse, Richard, magari questo calcio era molto, molto bello perché se si fermava all'interno obbligava i Redskins a dover ritornare questa palla. Purtroppo per pochissimo è uscito e quindi la necessità quindi per i gialloblu di dover ricalciare. Come nel film Any Given Sunday di Al Pacino, questo è un gioco di centimetri, chiaramente per pochi centimetri la palla è uscita, se no trovavamo già i Redskins nel loro campo profondo, ben messi in campo. Ripartiamo col calcio, vediamo come va a finire adesso. C'è un bel vento forte comunque. Assolutamente. È di nuovo il calcio di Amerigo, leggermente corto ma con un hang time importante. È il ritorno dei Redskins con il numero 34. Sì, come dici, un hang time importante che purtroppo ha fatto più buona sorte ai Redskins, perché non potendo calcolare la distanza del pallone la squadra arrivava veloce e poi ha dovuto rallentare e andare verso il centrocampo. Si tratta di Gaspari Nicolò, numero 34, running back della squadra in maglia bianca quest'oggi.
Ed ecco una delle tante regole che il Covid Protocol ci obbliga: gli arbitri non toccano la palla, sono i giocatori che la posizionano. Sarà un primo tentativo e 10 yards da conquistare, siamo esattamente sulle 50 yards. In cabina di regia per la squadra dei Pellerossa è Corradi, giocatore con una esperienza importante. Siamo subito con una corsa del numero 34, Gaspari Nicolò, e attenta subito la defense giallo-blu. Bellissimo il placcaggio di Jack Vitari. Ottima penetrazione sia su entrambi, da ogni lato del center, direi difesa partita benissimo. Seconde 10 quindi per i Redskins. Vediamo già sulla palla il fronte difensivo Scaligero con il nose guard Edoardo Gobbo, con il numero 34 laterale a destra c'è il numero 34 Ganlien Gislen. Siamo al secondo tentativo ed è ancora una corsa dalla stessa situazione da parte di Gaspari. Arriva questa volta il placcaggio della safety con il numero 49 giallo-blu. Si tratta di Giacomo Filippetto, proveniente dai Castelfranco Cavaliers, alla sua prima effettiva stagione in giallo-blu. For the English speakers following our station, I just want to comment that the defense of the Mastini is the Iowa State defense, actually. Three men on the front line with three safeties. So far it's working very well, containing the attack. Terzo e 6 quindi per questo primo drive della squadra in possesso palla. Arriva la palla molto ben tesa e ricevuta dal numero 2 Andreoli Davide. Sarà un quarto tentativo e 3. Andiamo a vedere cosa decideranno i Pellerossa. Sembra che questo quarto down venga giocato, Richard. So we've got a 4th and 3, sì, vabbè, siamo a metà campo, ci potrebbe anche stare. Quarto e 3, vediamo se decidono. Il piano d'attacco mi sembra abbastanza ovvio, giustamente i Mastini vengono addosso alla prima linea in tutti. Ed ecco di nuovo la situazione di lancio di Corradi, che trova molto bene il ricevitore numero 10. È un primo down quindi guadagnato per la squadra in possesso palla. Si tratta di Edward Danca, ricevitore numero 10 dei Redskins. Sì, direi un down giocata giustamente da entrambe le parti e è andata bene così, insomma, anche se potevamo bloccarli. Altri 4 tentativi per la squadra in possesso palla. Buona la posizione di campo per i Pellerossa, che sono sulle 32 offensive. Sono a 32 yards quindi dalla goal line, dalla linea che permetterebbe la segnatura, cioè il touchdown. Siamo allo snap di nuovo con la corsa centrale del numero 34. Subito attenta la difesa scaligera. Arriva un gang tackle, un placcaggio di gruppo con il linebacker numero 52, Mauro Merlino. Sono 3 le yards guadagnate in questa corsa. Nel raggruppamento che state vedendo, la squadra va a selezionare lo schema da giocare. Formazione con 2 running back nel backfield, 2 ricevitori molto aperti. Secondo e 7 per i Redskins Verona. Di nuovo una corsa centrale, arriva il placcaggio del numero 54 Cucino, anche lui alla sua prima stagione in giallo-blu, proviene dai Thunders Trento. No, qui ottime difesa perché hanno bloccato benissimo i 2 spread out wide receivers, era abbastanza chiara, la palla sarebbe venuta sul centro e la difesa nostra pronta a placare tutto. Terzo tentativo con qualche yards persa rispetto alla precedente azione. Sarà un terzo e 8. Una trips, quindi 3 ricevitori sul lato destro, un single receiver sulla sinistra. Ci aspettiamo ovviamente un'azione di lancio. È infatti il drop back con il lancio sul numero 34 che cerca di trovare spazio tra gli spazi appunto della difesa scaligera. Arriva il placcaggio dei defensive back giallo-blu e sarà quindi un ennesimo quarto tentativo e 5 da conquistare.
Richard, una partita che comunque è partita, che è una partita, scusate il gioco di parole, un match che è partito con una grandissima concentrazione da parte di Pelle Rossa. Sì, anche disciplinati. Mi sorprende un po' questo adesso 4-5, o il field goal kicker non ce l'ha nella gamba Ed è un 4-5 ancora con il lancio che però risulta incompleto, e quindi in questa situazione è un nulla di fatto sotto l'aspetto offensivo per i Redskins. Cambio di squadra in campo. Come vedete, un grande gruppo di giocatori esce dal campo, ne entrano altrettanti, e quindi i mastini saranno in campo con il proprio attacco dalle 26 yards difensive con un primo tentativo e 10. For our English speakers, we just had a ball of possession changeover. The Mastini now have the ball at their own 26, first down and 10. Carminati che va a chiamare lo snap, ed è l'intercetto del numero 52 che va a prendere la palla. Arriva il placcaggio tardivo e falloso di Carminati. Vediamo se è touchdown per i Redskins Verona. Imprevista questa situazione di gioco, Richard, per i giallo-blu una partenza veramente inaspettata Completamente, come proprio primo down anche. Ovviamente il campo non l'ho visto verticalmente come il quarterback. Bravi Redskins a contenere tutti i wide receivers e i tight ends, però sì, partenza che speriamo di recuperare subito. È il touchdown che gela la panchina giallo-blu. 6-0 quindi per i Redskins, in attesa del calcio di trasformazione. È il numero 55 Grinzato, il linebacker veterano, ad intercettare Carlo Carminati. So we have a touchdown for the Redskins on an interception off the throw of the quarterback Carlo Carminati. And now it's the point after touchdown. So strange to the events. They went for it on 4th and 5. They turned the ball over. First play by the Mastini, interception, touchdown. Now they're going for the point after. Siamo al calcio di trasformazione con il numero 11 che si fa bloccare il calcio. Calcio quindi che non va a buon fine. Redskins 6, AGSM Aim Mastini 0 in questo primo quarto di gioco. Cazzo di idea che se faccio un po' di inglese. Ci aspettiamo. I'm sorry, the point after touchdown was blocked, so that's the first bit of good news for the Mastini now. And let's get this ball and get those 6 points back right away and get up to 7-6. Siamo quindi, dopo questa doccia gelata per i cagnacci giallo-blu, a ripreparare il kick-off return, a ritornare il calcio. I due kick-off return designati con il numero 27 Fabio Simioni, grandissimo running back, grandissimo giocatore veneto, arriva da Cittadella, ha giocato sempre nei Castelfranco Cavaliers. Al suo fianco il numero 15, già la terza stagione con i Mastini, Peter Brugali. Pronti i Redskins a posizionare la palla per questo kick-off dopo questo 6-0 arrivato dall'intercetto di Grinzato, che va a riportare circa per 30 yards direttamente in end zone il suo pick six. Ed eccoci con questo calcio corto, ben controllato da Fabio Simioni, che se ne invola sulla destra, cerca di trovare spazio sulla parte larga del campo. Ben controllato dal kick-off coverage a Pelle Rossa. Mastini che partiranno quindi in attacco intorno alle 18 yards difensive. So the Mastini are taking over the ball, first down, 18-yard line after a short kickoff return by the Mastini team. And here we go with first down, 18-yard line, first and 10. Primo 10 quindi con Carlo Carminati, scusate, in
posizione shotgun, arriva lo snap e l'end-off diretto per Fabio Simioni, che cerca di trovare spazio nella parte destra della linea offensiva. Attento il controllo della defense pellerossa. And the Redskins hold on the first play. Fabio Simioni gets the ball, held to the scrimmage line. Here we go, down number 2. Secondo tentativo 10. Ancora palla questa volta a Storm Savoia, che se ne va, chiude il down, è molto di più, rimane ancora in piedi, arriva il placcaggio del numero 33 per poterlo bloccare, ed è subito il capitano Storm Savoia a dare la carica ai scaligeri. No, complimenti alla prima linea, hanno aperto un vortice, passava anche un camion. Bravissimi il front line, al center e al left guard, mi sembra, se non sbaglio questa posizione, ci si passava con un tir. Primo 10 quindi sulle 50 yards dal lancio di Carminati, troppo alto per le mani di Marco Bonacci, altro grande acquisto arrivato in giallo-blu questa stagione. Marco Bonacci, giocatore assoluto in Italia, uno dei migliori ricevitori, grandissimo talento, ha giocato nei Giants Bolzano per tantissimi anni. Secondo e 10, ancora 4 ricevitori aperti per Carminati, dietro solamente il numero 39 Fabio Mela Marinelli, un running back atipico, dicevamo Mela Marinelli per la sua fisicità, grande velocità, grande prestanza atletica e anche la determinazione tipica di un fullback old style. Sì, stavo per dirlo, è un fullback old style, mi ricorda Riggins dei Washington Redskins degli anni 80, proprio metri guadagnati col sudore e col sangue. Terzo tentativo e 8, quindi difficile la scelta per coach Bernardi. Andremo sicuramente a vedere un'azione particolare, una play action e un lancio che purtroppo viene lasciato cadere a terra, ancora un po' tesi giallo-blu. Niente di fatto, è il punt team scaligero che entra in campo. Well, after a decent yardage gain on the first down, midfield, the Mastini are giving up the ball. They have to punt. And there's a little bit of nervousness on the front line, a little bit of nervous on behalf of the quarterback. I think they just got to settle down and get in the groove. Siamo al punt con Monte Amerigo pronto al calcio. Mastini che cercheranno di allontanare la palla il più possibile per lasciare molto campo ai pellerossa da guadagnare. Ottimo il calcio che si ferma sulle 8 yards e quindi saranno 92 le yards da compiere per i pellerossi in attacco. No, bravo il punter perché calciando nel vento ha calciato una palla ovviamente veloce, non troppo a spirale, nel senso doppio del giro del pallone, e ha fatto il massimo si poteva fare per un punt in questa occasione. Assolutamente, bravissimo il nostro rookie Monte Amerigo, che va a posizionare la palla sulle 8 yards, dalle quali partirà nuovamente l'attacco di Pellerossa con Corradi in cabina di regia. Adesso ci vuole un forte fermo da parte della difesa per mandare un messaggio che questo è il campo nostro e non tornate più dalla nostra parte. Bisogna fermarli qua in maniera convinta. Primo e 10, ancora 2 ricevitori molto larghi per i Redskins. Arriva la play action e il lancio lungo di Corradi, lancio troppo fuori misura. Niente di fatto, sarà un secondo e 10. Sì, per fortuna lancio fuori misura perché aveva preso qualche metro sui nostri cornerbacks e safety, però insomma è andata bene così. Second and 10, blocchiamoli, teniamoli fermi altri 2 down qua. Mastini che hanno esordito nel migliore dei modi, dicevamo prima, nella loro prima gara, un 40-0 importante contro i Sentinels, ma oggi è sicuramente un'altra partita per il valore che ha appunto il derby e per le 2 settimane di attesa per un secondo match. Nel frattempo Richard arriva una bellissima azione difensiva con il placcaggio del numero 37, il nostro Alessandro Sembenini. No, questa è la difesa che ho visto scaldarsi del campo prima della partita, completamente tutte le buche chiuse, affronto subito, mi piace, li vedo messi in campo molto bene adesso. Coach Cristian Costanzo, il defensive coordinator di questa difesa, una difesa
completamente rinnovata rispetto a quella del 2019, cioè la difesa ultima che era entrata in campo, visto che il campionato 2020 è stato completamente cancellato per quello che tutti sappiamo, cioè per la pandemia. È un terzo e 10, quindi una situazione sicuramente di lancio con il pass ricevuto dal numero 82 Moronesi. Palla che viene ricevuta ma che non è assolutamente sufficiente per la chiusura del down, e quindi i Redskins che andranno al punt dopo questo 3 and out. Ci aspettavamo una reazione della difesa ed è arrivata. La difesa ha fatto esattamente quello che doveva fare. Adesso i Redskins si troveranno, a meno che non ci sia un punt a favore del vento da 60 metri, si troveranno in un'altra posizione del campo. È importante il gioco degli special team proprio per un discorso di posizioni. Sapete che il football è proprio basato sull'importanza della posizione del terreno. Arriva questo buonissimo calcio ed è Bemmo Pogo che la riceve, se ne va sulla destra, sulle 40, vai. Sulle 30, cerca di trovare spazio, placcato poi dal numero 39. Redskins che cercano di bloccare i Mastini, ma Mastini che partiranno sulle 25 offensive per un drive che speriamo possa portarci subito in partita. Ecco, direi, come spesso diceva anche io Ribera, che i Mastini hanno cominciato a giocare 3 minuti dall'inizio, perciò adesso ci siamo, li abbiamo messi in campo. Complimenti al punt return, palla molto difficile da impadronire, da controllare, quel vento, la velocità, ma l'ha presa e ci ha aggiunto altri 20 yard nel ritorno. Primo 10 con 2 running back nel backfield insieme a Carlo Carminati. Lo snap con la palla consegnata a Simeoni che va in spin out per guadagnare circa 6 yards. Yeah, the Mastini offense now, punt return, good yardage, first and 10, just gained of 8 with their main halfback, and now they're on the 22-yard line, second and 2. Secondo tentativo è 6 yards. Motion del nostro running back tascabile, la corsa centrale di Mena Marinelli che rimane in piedi, va anche a saltare, la sua passione. Bellissima corsa centrale di Fabio Marinelli. È un primo down ampissimo e siamo nella nostra amica red zone, quella che tutti i giocatori di football e che tutti quelli che amano il football e che tifano per una squadra amano particolarmente. Infatti Mastini, il running game sta cominciando a ingranare molto bene, ottima penetrazione centrale. Adesso vediamo. Primo in gol, Carminati di nuovo, palla per Simeoni che rimane in piedi, cerca di trovare spazio, bravissimo il numero 27 giallo-blu, rimane in piedi dopo il primo tentativo di placcaggio, si avvicinano i giallo-blu alla goal line, sarà un secondo in gol. So we have a second and goal, Fabio Marinelli again with his second carry, almost tackled in the backfield, is able to break away to the right and basically is a yard and a half from the goal line. Secondo tentativo, sono circa 3 e mezzo le yards per la goal line. Mena Marinelli sulla sinistra, hai toccato, touchdown a GSM ai Mastini Verona, touchdown Mena Marinelli, 6-6 in attesa dell'extra point. By the book, a handoff around the corner, just basically walked it in. This is a Mastini running game, very good, solid 4 sets here. Bellissimo drive, facilitato sicuramente dall'ottima posizione regalata agli special team con il ritorno di Bemmo Pogo. Ed è adesso Montemerigo che cerca di centrare i pali. Here we go with the point after touchdown, and it is... Calcio che va in mezzo ai pali. Mastini 7, Redskins 6. And now I think we're back to where we should have been. 7-6, Mastini have the lead. They will be kicking off against the wind, and the Redskins take the field. And now we need a solid defensive stop. Bellissimo il drive dei Cagnacci giallo-blu, partita che così ci mette un attimino come volevamo, perché quell'intercetto iniziale, indipendentemente dal derby, gelerebbe qualunque squadra.
Sì, ovviamente non si possono contare sulla prima del campionato 40-0 dei Mastini, la sconfitta dei Redskins. I derby hanno una poesia tutta loro, dove la logica delle partite giocate prima non si possono applicare, e l'abbiamo visto, siamo 7-6, derby tutto da giocare. Siamo pronti quindi con il calcio molto lungo, difficilmente controllato dai ritornatori in maglia bianca. Arriva il placcaggio preciso del numero 8, Mensah Richard, anche lui rookie al suo primo anno, alla sua seconda partita in carriera. C'è però una flag che vediamo, una bandiera gialla più o meno intorno alle 35 yards. Vediamo che fallo andranno a chiamare la crew arbitrale. Sì, direi un ottimo kick, perché il vento comunque è abbastanza forte adesso, un po' di pasticcio da parte dei Redskins nel controllarla, un placcaggio, se non mi sbaglio, alle 15 yard, e mi sembra che il fallo è stato, non capiamo, gli arbitri stanno discutendo. Hai capito il fallo tu? No, sto cercando di capire, infatti probabilmente sarà un holding, solitamente è il tipico fallo che si vede sui ritorni di calcio. O il clip, non so come si dice in italiano, dammi mano. O clipping, quindi certo. Ha messo più un clip forse qua, da questo lato qui, da come l'hanno segnalato. Però fallo quindi contro la squadra in maglia bianca. Accettiamo, Redskins, perché ci troviamo in posizione migliore. Assolutamente, Redskins quindi che partiranno con un primo 10 intorno alle 14 yards difensive. Un solo running back al fianco del quarterback Corradi, che va in drop back e cerca di correre personalmente. Si va giustamente a scivolare per non correre in un placcaggio punitivo da parte del linebacker giallo-blu, il numero 50 Pietro Vacchini. Corsa quindi di Corradi che guadagna circa 2 yards, Richard. Sì. E poi devo dire che la difesa dei Mastini la vedo messa bene in campo adesso, a parte quelle anche prima, ma adesso li vedo proprio, tutte le corsie sono chiuse, infatti il quarterback lì non ha avuto alternativa. Vediamo se si ripetono adesso. Secondo tentativo e 8, pressione dei giallo-blu che aumenta, è il lancio laterale e arriva quasi l'intercetto del capitano giallo-blu, il numero 9 Filippo Mutascio, forse l'ultimo dei giocatori storici ancora in campo ancora con me nel 2008. Pippo giocava wide receiver, è stata la mia ultima stagione da giocatore e lui era la sua prima, quindi sicuramente 2008, siamo nel 2021, facciamo un po' i calcoli del grande know-how che può avere un giocatore come Filippo Mutascio per Verona. Beh, bellissima sta cosa, perché nel football raramente si parla, forse con Tom Brady, ma parlare di 2008-2021 lo stesso giocatore nel stesso ruolo è una cosa bellissima in questo sport qua, che gli anni insomma non è che te ne regala tanti, visto la richiesta fisica. Assolutamente. Cambio di campo per il primo quarto tra AGSM e AIM Mastini Verona, che stanno vincendo 7-6 sui Redskins. Perché la schermata qua? Dopo ritorna. Anche c'è le gambe giù. Ok. Stare fermi. Perché se muovi le telecamere, abbiamo l'inquadratura stretta che si muove tanto. Sì, ma anche durante la cronaca. Arrivati un attimo in ritardo con la partenza in questo terzo tentativo sul lancio da parte dell'attacco dei Pelle Rossa, palla che è troppo lunga e quindi Redskins con un nuovo 3 and out andranno di nuovo al punt. Sì, stavo dicendo che era il primo down del secondo quarto e adesso siamo già a zona punt. Di nuovo voglio riconfermare che la difesa dei Mastini è messa in campo benissimo
e chiude ogni opportunità al quarterback dei Redskins. Brutto il punt che esce dal piede del Panther Pelle Rossa. Sarà una nuova buona posizione di campo per i giallo-blu. Well, it's the second quarter just started, and the Redskins were not able to convert on third down. They punted, very weak punt, and the Mastini, the Bulldogs of Piscantina, will take over the ball at the 23-yard line of the Redskins. So, not too far to go. Primo 10 sulle 25, quindi un'altra ottima posizione di campo per Carminati. Motion di Peter Brugali che arriva, prende la palla in questa jet sweep, attenta la difesa dei Pelle Rossa, è un nulla di fatto. Perdita di terreno in questo caso per l'attacco scaligero. No, bravi i Redskins qui, hanno letto perfettamente il play dei Mastini, hanno coperto il strong side e poi sono penetrati dall'altra parte. Ottima. Tra le yards perse dall'attacco scaligero, secondo e 13, secondo tentativo, Carminati che rilascia la palla a Mela Marinelli che rimane ancora in piedi, si va a guadagnare extra yardaggio, sono circa 5 le yards che va a guadagnare il numero 39 giallo-blu e sarà un terzo e 7, terzo e 8. Mastini che cercano di giocare in no huddle offense, quindi non vanno a chiamare lo schema, sicuramente una situazione per disturbare la difesa. Lancio impreciso di Carminati, molto pericoloso, quasi nelle mani del defensive back in maglia bianca. Sarà un quarto tentativo ed è probabile il tentativo di field goal da parte degli AGSM Haim Mastini. Coach Bernardi manda in campo il kicker Monte Amerigo. Tutto pronto. Decisione giustissima, tanto portiamo a casa questi 3 punti, il vento è a favore, il quarterback deve un attimino tranquillizzarsi, deve prendere posizione sul campo. Certo, allora è il calcio di Amerigo Monte che purtroppo è basso, nulla di fatto, il field goal non è buono e quindi di nuovo un cambio di possesso. Mastini che lasciano la palla all'attacco dei Pelle Rossa sulle 22 yards difensive e di nuovo in campo la difesa giallo-blu con capitano Filippo Mutascio che poco fa ci stava per regalare il sogno di un intercetto, un pick six sì. Come avevamo visto prima, si stava battendo la testa poco fa, lo stavo guardando in mezzo al campo, si è reso proprio conto di quello che stava per fare. So the field goal attempt of about 37 yards did not go well. It was more of a line drive than a field goal attempt. And now the Redskins take over the ball at their own 21-yard line. And there's an official's timeout. È un timeout per le due squadre. Richard, nel frattempo che attendiamo il ritorno al gioco, parliamo un attimo dei tuoi ricordi a Utah e a West Point, perché come mi raccontavi prima della diretta il tuo amore per il football è ovviamente nato perché sei nato a San Francisco, ma ovviamente è nato quando hai avuto la possibilità di vivere da vicino l'organizzazione che c'è all'interno di una squadra universitaria. Sì, il football io me ne ero innamorato già da piccolo, quando giocavo già all'età di 10 anni, e poi nel high school, poi alla West Point Accademia Militare, avevo fatto il trials, ero arrivato in squadra e poi dopo da lì mi sono trasferito nel stato dello Utah, dove per 2 anni ho giocato nella squadra. Poi lì il problema è che a 1,80 pesando 90 kg ero troppo piccolo per proseguire per la realtà negli anni importanti ero lì di supporto negli allenamenti, però un mondo che ti diverte su tutti gli aspetti, perché non è uno sport, è proprio un modo di vita negli Stati Uniti il football. Assolutamente. Nel frattempo il primo tentativo giocato con questo lancio in flat nella zona bassa sul numero 35, mi pare si tratti di Battistella, altro giocatore veterano per la squadra Pelle Rossa. Placcaggio però che arriva molto
molto buono da parte della difesa scaligera. Sarà un secondo tentativo e 10, forse secondo tentativo e 9. Vedo poco la posizione del box catena. Sì, anche a me sembrava che non avesse preso un metro, però si chiamano second and 9, e io continuo a vedere una difesa molto ben messa in campo da parte di Mastini. Infatti anche adesso vedi l'avanzamento del cornerback. No, c'è che dire. Ed è messo sotto pressione Corradi che cerca di trovare spazio. Arriva la pressione asfissiante di placcaggio da parte del numero 97 Albert Bottey alla sua prima stagione da titolare. Chiaramente Albert Bottey, un ragazzo giovanissimo che è cresciuto sotto, diciamo, gli insegnamenti di uno dei migliori defensive linemen della storia in Italia, ma forse che in Europa, come Diego Gennaro. Però anche qua hai visto il quarterback, anche essendo un po' ballerino, spostarsi destra e sinistra, aveva tutto il campo chiuso, hanno penetrato benissimo. A me piace molto il gioco dei cornerbacks perché riescono a spostarsi indietro e avanti con una facilità, mi piace, per volte vedo la difesa così in anni. Terzo tentativo e 14 per l'attacco dei Redskins, che usano una formazione particolare. Stiamo a guardare il cambio in regia. No, scusate, mi ero confuso, è sempre il numero 32 Corradi che va a pescare le mani di Moronesi. Nulla di fatto, però sarà ancora un 3 and out per l'attacco dei Redskins, e quindi Redskins che andranno di nuovo al punt. Eccolo qui infatti il punt team in maglia bianca. Di nuovo Vladimir Bembo Pogo a ritornare questo punt. Pogo che arriva dai Giants via Guelfi, un giocatore di grandissimo talento, lo abbiamo qui con noi da circa 3 mesi, un bravissimo ragazzo e un grandissimo atleta. Palla che rimane molto in aria, il vento sicuramente la disturba. Redskins che la controllano intorno alle 40 yards, e quindi sarà proprio da quel punto che l'attacco giallo-blu inizierà il drive offensivo. Attacco che deve cercare Richard, come dicevi giustamente, di trovare un po' più di serenità e di continuità. Di tranquillità e di fare qualche passaggio, perché il running game sta funzionando. Deve fare qualche completion il quarterback proprio per tranquillizzarsi e trovarsi bene in campo. E vediamo se questa sarà la reception che desideriamo tanto adesso. Infatti. Primo 10, Carminati che si assetta, cerca di trovare spazio, se ne va sulla sinistra, arriva il lancio e la ricezione che forse è valida. Sì, è valida, bellissima ricezione di Manuel Storm Savoia che si va ad abbassare in maniera incredibile e va a ricevere questo pallone che regala esclusivamente 3 yards, ma una certa continuità all'attacco scaligero. Esatto, e arriva la reception molto pressato, è stato bravo anche a spostarsi fuori dal pocket e poter trovare il ricevitore al centro del campo. Secondo tentativo e 6, ancora Carminati al pass, è un altro l'intercetto che arriva per il numero 52. Intercetto che arriva da parte del numero 52 dei Redskins. And unfortunately for the Bulldogs, we have another interception leading to a touchdown off a fairly unhappy throw on behalf of the quarterback. A little bit disturbed. Again, wind is a factor, but that throw was just was not worthy of throwing. And we now have a 13-6 game with the point after touchdown being kicked by the Redskins in a few moments. Nuova doccia gelata per i Cagnacci giallo-blu, un altro intercetto che arriva inaspettato nonostante il lancio molto teso. È stato molto bravo il numero 52 in maglia bianca, si tratta di Frederick Steinhauser. Extra point che va a segno. So the point after touchdown was good. It's 13-7.
3-17 per i Redskins in questo secondo quarto. Purtroppo questo secondo intercetto non aiuterà il quarterback di calmarsi. Adesso vediamo, i Redskins dovranno calciare nel vento, perciò io credo che i mastini, i cagnacci possono tranquillamente avanzare qualche yard in più per sulla valla, perché difficilmente il pallone riesce ad andare oltre le 20 yard. Infatti il coach si sistema un po' avanti con una probabile ripresa della palla tra le 20 e le 30 yard. Ecco che arriva il calcio. Sì, dicevo che il quarterback deve un attimino tranquillizzarsi ecco che arriva il kick-off. Siamo pronti al kick-off dei Redskins che vanno a calciare molto corto, per fortuna controllato dal numero 45 Manuel Argenta, linebacker scaligero. Primo 10 per i Mastini Verona, siamo sulle 38 yards difensive. Sì Richard, mi dispiace molto per Carlo Carminati, una partenza veramente scioccante, nel senso che poi io so bene cosa vuol dire lanciare degli intercetti in questo modo, e lo sa sicuramente anche Peyton Manning, visto che ce lo ricordiamo al Super Bowl contro i Seattle Seahawks. Sono cose che succedono, speriamo nella sua reazione. Primo 10, arriva la palla per Carminati ed è Simioni che va a incunearsi nella difesa, rimane ancora in piedi e va a chiudere ampiamente un primo down con una corsa bellissima di circa 20 yards. This guy's an amazing halfback. It looked like he was going to maybe gain 5 or 6, gained 20 some odd yards, and just bouncing off bodies left and right. Remind me il nome del 27? Fabio Simioni. Fabio Simioni is the name. Really talented runner. Just bodies bouncing left and right off him. And now we have E di nuovo Mastini. La corsa centrale, questa volta con Fabio Marinelli. Attenta la difesa pellerossa. We have a gain of a couple of yards, 2nd and 8, and I can see that for right now we're staying away from the pass. The running game seems to be working, so go with the running game. Secondo e 8. Ancora Fabio Marinelli nel backfield e Carminati che cerca di tenere possesso palla, viene placcato dal numero 98 in maglia bianca. Pare si tratti di Morbioli, se ricordo bene. Eccolo qui, Marco Morbioli, numero 98, alto giocatore di esperienza della squadra in maglia bianca. Arriva il placcaggio, difficile sapere se è un sack perché in realtà si stava muovendo lateralmente. Sì, bene anche la difesa dei Redskins qui, che hanno coperto bene il campo, hanno penetrato bene. Terza e 8 e la pressione di nuovo, il lancio per Mela Marinelli che cerca di rimanere in piedi, ma attentissima in questa fase la difesa dei Pellerossa. Non c'è niente da fare, attacco dei Mastini veramente che non sta mostrando quello che ha fatto vedere contro i Sentinels. No, è impressionante la difesa, qua hanno fatto un blitz ottimo, tempistica perfetta, il quarterback ha avuto neanche un secondo per liberarsi dalla palla, e più che un deficit d'attacco, bravi la difesa dei Redskins in questo caso. Assolutamente, di nuovo Redskins pronti a ritornare, il punt che verrà calciato da Amerigo Monte. Calcio con un buon hang time ma corto. Ok! E guarda che ci rompiamo culo per questa partita! Cazzo! Palla quindi che viene posizionata intorno alle 18 yards difensive per l'attacco dei Pellerossa. Redskins che sicuramente con questi ultimi due drive difensivi hanno sicuramente ritrovato il piglio per poter rimanere, per poter avere il desiderio di vincere questa partita.
Sì, mi ricordo un po' le partite classiche tra i Redskins e i Cowboys degli anni 80, no? Dove sono le due difese che se la contendono. Certo. Primo 10, ancora Corradi in shotgun ad attendere lo snap. Corradi che si assetta per il lancio, arriva la passione, il bloccaggio con il fumble, bravissima la difesa giallo-blu con Ganyen Shislen a far perdere palla al quarterback in maglia bianca. Possesso palla che forse rimane ancora ai Redskins, ma bellissima, veramente bellissima azione difensiva da parte di Verona. Esattamente Mike, confermi quello che dicevamo, quali difese stanno facendo 2 ottime partite e qua mancava proprio quel mezzo centimetro per riprendersi il fumble del quarterback e trovarsi con la palla nostra alla nonna yard. Bellissima azione che porta ovviamente ad un secondo e lunghissimo, 1 secondo e 19 per i Pellerossa. 3 ricevitori sulla parte sinistra del campo. Corradi che attende lo snap e che andrà sicuramente a trovare il lancio, che parte in profondità. Bello il tentativo da parte del numero 15. Lancio che risulta leggermente lungo. Sì, niente male, il tiro poteva anche andare, però tirando contro il vento si è fermato un po' nell'aria. Comunque ottima copertura del nostro difensore, giusto così. La copertura di Francesco Quarella, ritornato in giallo-blu dopo una stagione ai Bengals Brescia nel 2019. La copertura sul ricevitore dei Pellerosso numero 15, si tratta di Gaspari Samuele. Sarà un terzo e lungo. We have a 3rd and long, just occasionally keep the English listeners online. We have a 3rd and long on behalf of the Redskins from the 9-yard line. Terzo e lungo con ovviamente i Redskins che tenteranno di nuovo il lancio che risulta fuori misura per il quarterback numero 32 e quindi nulla di fatto anche per questo drive capitanato dalle difese, come giustamente dicevi prima tu Richard, Pellerossa, che andranno al punt e speriamo magari che Vladimir ci possa fare un bel regalo. Sì, un punt che parte tra l'altro praticamente dalla linea del field, del touchdown, perciò un pallone da aspettarsi tra le 40 e le 50. Io andrei anche un po' avanti come il nostro punt return specialist qua e vedere se ci porta il regalo, altrimenti un'ottima posizione di campo senz'altro. We have the punt by the Redskins coming up. They're basically punting from their own end zone, and with the wind against them, we should have excellent field position. Redskins che vanno al punt. Pogo che prende la palla per cercare di sorprendere il punt coverage dei Redskins. Attenti invece subito a bloccarlo. Mastini che partiranno comunque in territorio favorevole, siamo sulle 48 per un primo e 10. Sì, esatto, era un punt abbastanza difficile da controllare, palla che rotolava, si è fatto quello soprattutto. Comunque partiamo da una posizione di campo del tutto decente e vediamo adesso se riusciamo a imporre il nostro running game con qualche tiro, qualche pass ricevuto. Primo 10 è Fabio Simioni. In posizione del backfield, ma vediamo anche un cambio in regia. È Marco Bonacci a giocare quarterback. A giocare quarterback per i Pellerossa. Ho visto un brutto movimento per Peter Brugali che ha cercato di ricevere la palla e poi è subito caduto a terra. Pronto l'intervento dei nostri sanitari. So the Bulldogs, the Mastini have changed their quarterback, maybe to have the starting quarterback settle down a little bit. Lateral pass to receive, but a bad hit on the knee. And we'll wait to see. Hopefully the player will get up and walk away on his own 2 feet. Speriamo non sia niente di grave per il ricevitore bergamasco con il numero 15. Sanitari che arrivano in campo. Marco Bonacci. C'è il roster dei nostri? Non lo so. Non interessa.
Unfortunately, it looks like they brought out the stretcher, so it looks like the receiver may be taken off to get a checkup by the medical staff. Una situazione che non vorremmo ovviamente vedere nessuno, è sempre difficile, purtroppo lo sport convive con gli infortuni indipendentemente da quale sia il tipo di sport. Sì, qua non ho visto nessuna cattiveria. Assolutamente, è stato forse una cosa da solo. Ha preso la palla, ha cercato subito di fare la piroulette per indirizzarsi sul campo e una leggera spinta, e questo può succedere. Anche perché c'è un bellissimo campo, ma un campo abbastanza anche forte d'impatto, no? Certo, certo. Un applauso per Riccardo Peter Brugali, che speriamo possa rimettersi al più presto. Yep, so the player Brugali has been taken off the field on the stretcher, and the medical staff will visit him now, and we should have a situation of second down with a loss of about 4, so 2nd and 14. Secondo tentativo e 13 yards da guadagnare per l'attacco dei Mastini. Partita che fatica a decollare per i Cagnacci giallo-blu. So as I was saying, abbiamo qui il secondo tentativo, 13 yard. Marco Bonacci che va a consegnare palla a Fabio Simioni, che cerca di tenere palla. Arrivano i bloccaggi in controflusso, ma un placcaggio dietro la linea di scrimmage della velocissima, devo dire, difesa pellerossa porta i Mastini in una ancora più difficile posizione di campo. Esatto, avremo un terzo e 25 sembra. No, di più, 35. No, scusa, 25, hai ragione tu. Terzo e 25 Richard, e sicuramente una situazione doppiamente difficile, perché dopo questo nuovo intercetto e dopo questo cambio in regia arriva l'infortunio. Sì. Sicuramente i gialloblu devono cercare di ritrovare la serenità per poter prendere in mano di nuovo la partita. E poi con la difesa dei Redskins che è messa in campo molto molto bene, perciò qui il massimo si può fare è limitare il danno in campo per cercare di prendere qualche yard per fare il punt un po' più in giù. Vediamo cosa scelgono di fare come play. Un fallo, potrebbe essere un ritardo di gioco per l'attacco scaligero, no, è un fuorigioco della difesa, credo. È un fuorigioco dell'attacco, per quanto ho visto del segnale sì. della referee. Offside dell'attacco, non ho visto chi è stato. Perciò adesso siamo a terzo tentativo e 30, e di nuovo qua bisogna solo cercare di migliorare la posizione in campo. 4 ricevitori aperti per Marco Bonacci in cabina di regia. Lancio in profondità, troppo lungo per il ricevitore designato. Si tratta del numero 30 Leonardo Agostinis, anche lui rookie alla sua prima stagione con i Mastini Verone, con il senior team, ragazzo scoperto nella Mastini Academy, figlio d'arte, visto che parliamo che arriva da Lorenzo Agostinis, ex giocatore qui a Verona. On the 3rd and 30, it was bombs away. They went for a long shot down the right side of the field. Throws a bit too far. The receiver was well defended, and now we're punting from deep within our area from the 15-yard line. And here's the punt. Arriva il punt di Monte Amerigo, un buon punt controllato dal punt coverage dei Mastini, quindi Redskins che non vanno a ritornarlo. Redskins che partiranno però in attacco dalle 30 yards offensive. Richard, io detto molto buono, di quasi 50 yard. Assolutamente, assolutamente. Richard, ci aspettiamo e ci dobbiamo aspettare
una reazione della difesa giallo-blu per poter in qualche modo rientrare in partita e dare più serenità a un attacco che è scioccato per vari motivi, per questi 2 intercetti arrivati e riportati in touchdown e per la perdita, diciamo così, di un giocatore importante come Peter Brugali. Ma poi 2 intercetti in un pocket vuoto con praticamente una passeggiata nella end zone. È questo che fa ancora più male. Fa male sicuramente. Primo 10 ancora con un'incertezza nella gestione da parte di Corradi, la pressione che arriva da parte di Argenta e Ghislain Gallien. Corradi bravo in questo caso a rimanere a terra, scivolare a terra per non farsi placcare. Esatto, comunque la difesa, se uno la guardasse anche dall'alto, è proprio viene su a pieno come un esercito che viene su per aria, per terra, per acqua, cioè controllano tutte le zone, veramente una difesa solida, ben messa in campo. Sarà un secondo e 20. Quando sicuramente siamo molto vicini al 2-minute warning che ci porterà all'intervallo. Secondo e 20 ancora con Corradi che va a ricevere lo snap. Second and 21. Lancio sulla sinistra, troppo alto per Gaspari. Passaggio incompleto. È un passaggio incompleto e quindi sarà un terzo e lungo, terzo e 20 per la squadra pelle rossa. Adesso siamo a un terzo e 20. Terzo e 20, mi comunicano che siamo già nel 2-minute warning, mi è forse sfuggito durante la diretta, mancano circa 1 minuto e 20 secondi, così mi dicono. C'è infatti il time out dei Redskins per gestire al meglio il tempo sul cronometro. Qui c'è da aspettarsi ovviamente un pass, neanche al centro del campo direi, ma con la difesa che è messa in campo sono veramente difficili da valutare la squadra, no? Per una parte vedi tutto che funziona, dall'altra qualche problemino da risolvere, però diciamo che la partita è tutta da giocarsi ancora, perché insomma a un 13-7 c'è solo il fattore vento che sarà a sfavore nel terzo e a favore nel quarto, se non sbaglio, e niente, contenimento sulla difesa e magari arrivare anche a fare il colpaccio prima dell'intervallo. Sicuramente sarà importante anche per la difesa dei giallo-blu cercare il turnover, cercare dei big plays che possono in qualche modo dare una certa pressione sull'attacco dei pelle rossa, in modo da poter abbassare un po' quella che è sicuramente la loro sensazione di dominio che hanno in questo momento, perché è inutile nasconderlo, in questo momento i Redskins hanno il punteggio dalla loro parte, ma hanno anche il vantaggio di trovarsi di fronte a un attacco pieno di grandi giocatori come quello dei Mastini Verona, però ancora scioccato dalle situazioni che abbiamo ovviamente vissuto in questi primi 2 quarti di gioco. Ricordiamoci, ha fatto 2 touchdowns, ma su sbagli del nostro attacco, non sul loro attacco. Terzo tentativo con una corsa imprevista, probabilmente per mangiare tempo sul cronometro. Sarà un quarto tentativo. Adesso le statistiche non le abbiamo, ma non credo che il loro attacco abbia fatto più di 40-50 yards in campo. Assolutamente, sono 2 big play difensivi / 2 errori dell'attacco giallo-blu che hanno comunque e stanno comunque regalando un punteggio importante a favore degli ospiti e un punteggio che a sua volta ovviamente psicologicamente aiuta a sentirsi con il possesso, con il controllo della partita. Redskins che si giocheranno questo quarto tentativo dopo aver giustamente corso per bruciare il tempo rimasto sul cronometro. Io dico la mia qua, io sai che sono uno che solleva spesso però con un vento così avrei quasi messo 2 returners al punt ritorno per completare il campo a destra e a sinistra
Ed è nel frattempo Richard Ci va bene l'ennesimo lo stesso. brutto punt, ma non penso sia colpa del ragazzo, ma sicuramente di un vento fastidiosissimo che stiamo subendo anche noi qui a 6 metri di altezza. Esatto, no, la palla va su, si ferma e torna giù, cioè è effetto ascensore proprio. Adesso qui bisognerebbe veramente portare a casa minimo il field goal se arriviamo al quarto down, quel tempo rimasto, ma poter avvicinarsi o addirittura superare i Redskins negli ultimi 30-40 secondi per non andare nello spogliatoio con troppa rabbia per gli sbagli commessi, no? Assolutamente. Torna di nuovo Carlo Carminati in cabina di regia. Un solo running back nel backfield, 4 ricevitori aperti. È lo screen pass per Fabio Simioni che va a chiudere probabilmente il down. Arriva giustamente il time out chiamato da coach Ventura. Giusto? Ma sembra probabilmente che il tempo sia terminato e siamo quindi all'intervallo tra AGSM Mastini Verona e Redskins con i Pelle Rosse in vantaggio 13-7. Ci sentiamo più tardi, fra circa 15 minuti per la seconda parte di partita. Senz'altro, a dopo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezzenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone
Facciamo il pesce stasera? Nel tuo Famila. A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. Prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Abbassare il volume. Ragazzi, qualcuno mi dice da casa se qualche volta si riesce a zoomare più stretto, qualche volta riuscite a zoomare per andare un po' più provateci qualche volta. Sì, va bene. Il resto tutto bene. Bene. Sai che noi non stiamo capendo un cazzo di quello che succede, però allora è giusta la cosa. Direi che faccio niente per questo. Poi immagino il sud dell'americano. anche quella stretta è bella. Dio caro, se via guarda. Allora, continuiamo a fare come prima. Se via guarda, la larga sì, ma però veramente, no, esatto. Oh, guarda. Quando avete fatto 20 anni? La Daina si sente la prona, non si cambia più il
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi i salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Salute, su! Non per le facce! Simone! Andiamo bene? Arriva tantissimi messaggi che facciamo Bene, bene. Colleggiamo 10 volte a prendere le punte, piano piano. Pronti? Pronti? Go! Quello che si gira dal concetto cosa? Bloccato su che era barra di al posto di quella passa in barra poi va via. Bisogna che domandiamo a Paolo se le bombe fanno. Un po' canestro. Allora, arbitri non vengono. Qua vai avanti. No, ma ti dico io qua. Ah sì, ma vedi, tutta la questione della stazione, così, il capitano te lo lanci, puoi vedere il circuito che sì, te lo dico mica come se fosse buono, però.
fatto che era ascolta, per lì senza va in bagno. Stasera guardo la partita su telefono. Ah, guardo l'Atlanta. 20. Gli do la mano. Ecco gli arbitri, che ho aperto la porta. Vai pure. Ed eccoci di nuovo qui alla Mastini Field di via Montilessini. Ringraziamo di nuovo, colgo l'occasione, Richard, per ringraziare l'associazione sportiva Pescantina Settimo Calcio e il comune di Pescantina, perché comunque ci hanno dato la possibilità di giocare una partita su un manto erboso in una struttura veramente meravigliosa. Stupendo, stupendo, un campo che fa pensare al Rose Bowl a Los Angeles, sole, campo bellissimo. Poi i numeri sono già importanti delle squadre, no? Sembra avere anche bello un po' di pubblico. Il contesto, esatto. Il contesto stupendo, veramente. Siamo pronti quindi per ripartire con questo terzo quarto con il kick-off dei Redskins Verona. Ricordiamo il punteggio: 3-17 in favore degli ospiti dopo 2 touchdown fotocopie, diciamo così, Richard, con 2 intercetti della difesa dei Pelle Rossa riportati in end zone. 3-17 il touchdown dei Mastini Verona arriva invece dalla corsa centrale di Fabio Marinelli. Vediamo un po' questo terzo quarto che piega prende, Richard. Sì, diciamo che abbiamo visto 2 bellissime difese e 2 attacchi che devono ancora trovare la loro identità oggi. Tutto pronto quindi per questo terzo quarto di questo derby 2021. Arriva il calcio corto ben controllato da Fabio Simioni, che mette la prima, la seconda, se ne va sulla sinistra, sulle 50, esce sulle 48 offensive. Bellissima partenza in questo terzo quarto per gli AGSM AIM Mastini Verona. Vediamo un po' adesso l'attacco cosa è riuscito a preparare in questo intervallo. Sicuramente sei la persona più adatta, Richard. Ci sono stati dei check, ci sono stati dei controlli e delle modifiche, diciamo così, nel sistema e nell'approccio offensivo. Esatto, anche perché avendo 2 difese stanno giocando a questi livelli qua, l'attacco è più l'attacco che deve guardarsi la difesa che la difesa all'attacco. Siamo il primo 10 con la palla portata centralmente da Fabio Simioni. Arriva però il placcaggio della attenta difesa Pelle Rossa.
guadagno forse di 1 yard, forse nemmeno. For our English speaking friends, we haven't forgotten about you. The second half has just started. There was a kickoff from the Redskins to the Mastini. The Mastini had a run back of about 20 yards. It's second down at the 40-yard line. Secondo e 9. Ed è Carminati che va a lanciare per le mani sicure di Manuel Savoia. Attenta sempre la difesa dei Pelle Rossa. Dicevamo molto veloce la difesa in maglia bianca. Sì, la difesa dei Redskins è non solo ben compatta e chiudono tutte le corsie, ma velocissimi a muoversi dalla defensive line per sfondare l'attacco dei nostri offensive line. Terzo e 5 per l'attacco di Carlo Carminati. Una trips, 3 ricevitori sul lato destro del campo. Ed è la palla con la play action, ma lasciata nelle mani di Fabio Mela Marinelli, che se ne va sulla sinistra. Sceglie di correre internamente ai bloccaggi del tackle di sinistra, il numero 79 Alessio Antolini, e quindi ne approfitta la difesa pellerossa per bloccarlo. Sarà un quarto che però i Pellerossa di coach Bernardi giocherà probabilmente alla mano? No, in campo il punt team, Richard. Sì, ci sta, siamo all'inizio del terzo quarto, siamo a metà campo, non vedo perché rischiare adesso. Lì devo dire i Redskins bravissimi, perché sembrava anche una finta fatta bene sul campo destro, invece hanno letto tutto e hanno bloccato il nostro attacco. Buono il punt di Montemerigo, Vladimir che va a controllare la palla intorno alle 11 yards, dalle quali partirà l'attacco comandato, capitanato da Corradi che abbiamo visto un po' in difficoltà nella parte finale del secondo quarto, con un'ottima pressione di tutto il fronte difensivo giallo-blu. So the Verona Piscantina Bulldogs 3 and out, decent punt down the middle of the field, a little bit of a roll in favor, and the Redskins will start at the 11-yard line, and they'll have to march 89 yards to get some more points out of this. The offense of the Mastini still not in sync, still a bit slow. Primo 10 per l'attacco dei Pellerossa. Posizione sicuramente non simpatica. Un running back al fianco di Corradi. Arriva lo snap con la finta e Corradi che viene seccato da tutto il fronte difensivo. È il numero 78 Jack Vitari che ha fatto una partita straordinaria anche contro i Sentinels, perché ha dovuto giocare in doppio ruolo, Richard, e sostituire anche un offensive guard importante come Gabriel Bailo, che salutiamo di cuore a casa infortunato. A lui i nostri migliori auguri di un buon recupero. Bel sack di Jack Vitari. Beh, grandissimi per i giocatori che vanno both ways, come si dice. Io mi ricordo un bellissimo film che forse alcuni teleascoltatori l'hanno visto, Remember the Titans, che a un certo punto prende 4-5 giocatori e li fa andare both ways. Sono quelli che vorresti averne sempre di più, no? Assolutamente. Secondo e 13 per l'attacco dei Redskins. Ancora la shotgun con Corradi che va a lanciare sul profondo il ricevitore, che va a superare il defensive back giallo-blu. Palla però troppo lunga per il numero 15 Gaspari dei Redskins. Sarà un terzo e lungo. Qui qualcosa abbiamo rischiato, il receiver è partito bene, aveva preso 1,5 metri al nostro difensore, per fortuna il quarterback ha lanciato la palla a quei 2-3 metri in più. La notizia di servizio che devo dare è che Riccardo Brugali sta bene, è qui sotto la nostra postazione, ci dice che sta bene, che non è niente di grave, quindi questa è la comunicazione che vogliamo dare a casa a tutte le persone che vogliono bene a Peter. Nel frattempo torniamo sul match con questo terzo e 13, con questo lancio veloce sul numero 10. Arriva il controllo di Filippo Mutascio e Alessandro Sembenini a bloccare il tentativo di chiusura di primo down, che rimane assolutamente lontano. E Redskins quindi, Richard, che ritornano al punt. Abbiamo una fotografia del primo secondo quarto, 2 difese che continuano a dominare il campo e 2 attacchi che sembrano un po' fantasmi di se stessi. Comunque complimenti alle difese, perché chiudono tutto, chiudono a destra, a sinistra, chiudono il centro, chiudono il passaggio lungo, chiudono le corsie e gli attacchi si trovano neutralizzati. Redskins quindi al punt con lo snap che arriva un po' corto.
Buono il controllo e buono il punt per la squadra in maglia bianca. E Bemo Pogo che cerca di creare problemi al punt coverage dei Redskins. La palla viene controllata proprio dai Redskins sulle 42 offensive. E Mastini quindi che partono nuovamente in ottima posizione di campo per l'attacco. Per adesso bisogna cominciare a fare dei punti, non abbiamo più da limite dell'orologio, siamo a metà del terzo quarto e qua l'attacco deve fare il suo dovere. Primo 10 per l'attacco di Carlo Carminati che va a posizionarsi con 2 running back nel backfield. Tutto pronto per questo drive offensivo dei gialloblu che speriamo possa regalarci finalmente qualche emozione in più rispetto a questo momento. E la palla lasciata per Fabio Simeoni che cerca di trovare spazio sulla sinistra. È veramente prontissima la difesa pellerossa con il numero 39, molto bravo ad arrivare con grande velocità ed impatto e bloccare il running back numero 27 di gialloblu. Sì, non vorrei sembrare banale o ripetitivo per i teleascoltatori, ma veramente le due defensive lines, le due squadre stanno facendo un lavoro da manuale. Secondo e 9 forse per Verona, per i Mastini Verona. E Carminati che tiene la palla e cerca di trovare le mani di Storm Savoia. Arbitri che vanno con questo segnale ad indicarci che il passaggio risulta incompleto. E siamo di nuovo ad un terzo tentativo e 10. Tentativo importante anche per cercare di dare qualche segnale con l'attacco giallo-blu. So for the English speakers again, it's third and long, and for the Mastini as they begin to march down the field, and looks like they got about 6 yards, and it'll be a 4th and 3. We'll see if the coach decides to go for it. Corsa sulla parte sinistra del campo da parte di Mela Marinelli. Arriva un guadagno abbastanza importante, ma sarà un quarto tentativo e 4 con i giallo-blu giustamente che andranno a giocare questo quarto tentativo in ottima posizione di campo. Vediamo cosa arriverà come chiamata dalla panchina scaligera. C'è nel frattempo la crew arbitrale che blocca con un time out chiamato proprio da coach Bernardi la partenza del gioco. Time out per i Mastini Verona in questo terzo quarto, ancora 3-17 per i Redskins. No, ma giusto il time out, forse voleva vedere anche la difesa come si voleva stendere in campo dei Redskins. Trovo giusto, perché questo secondo me è un momento clou della partita. Riuscire a convertire questo quarto down e tenere palla nell'ultimo terzo del campo dei Redskins potrebbe essere la volta della touchdown per arrivare ai 14 punti. Vedo sempre un attacco non completamente su due piedi, tranquillo, sciolto, però forse bisogna fare più onore alla difesa dei Redskins, che i primi 5 poi con quell'area lì del blitz che è completa e notevole, cosa che io non mi aspettavo prima di oggi onestamente. Assolutamente, grande velocità da parte della difesa ospite, la difesa dei Redskins, e probabilmente inaspettato l'atteggiamento proprio di questa difesa da parte del nostro attacco, che probabilmente subisce un po' questa velocità. Exactly, and for my English speaker, I was just talking with Coach Mike here. That reminds me of those famous duels in the NFL in the '80s, where it was just defense against defense, and the offense was just there to deliver a few points. And that's what we have here today: a confrontation of two very well constructed defenses. Quarto tentativo e 4 quindi per Carminati, che lascia la palla a Simeoni, che va sulla destra, riesce a chiudere la corsa, primo down e molto di più, ed è placcato sulle 9 yards. Splendida l'azione sulla parte destra del campo di Simeoni, che va ad approfittare delle bellissimi bloccaggi da parte della linea offensiva. Arriva un primo down e molto di più. Siamo nella red zone a 9 yard dalla goal line.
Well, we just got a gain of 20 plus yards. Great run from the running back of the team. And now we're on the 9-yard line with a first down. Primo in gol per Carminati che riceve lo snap da Mattia Baldo. E di nuovo la palla consegnata centralmente per la corsa di Fabio Mela Marinelli. Guadagno di circa 2 yards forse in questa prima azione dopo un po' di entusiasmo, Richard. Bellissima l'azione sulla destra di Fabio Simeoni. Bellissimo, bellissimo, ha tagliato il capo al momento giusto. Si vedeva come la proiezione che aveva preso, l'ha presa tutta, poi ha questo scatto improvviso che è micidiale. Secondo in gol, 2 running back nel backfield per Carlo Carminati. Carminati che va al lancio per Storm Savoia, scusate, palla che non riesce a trovare le mani del numero 21 giallo-blu. Sì, passaggio nella parte bassa dell'end zone, ben coperto il nostro attaccante e di conseguenza insomma nulla di fatto. Adesso siamo al terzo down, sempre alla yard 5. Siamo a circa 5 yards, Richard, infatti dalla goal line. Azione chiave, diciamo, per avvicinarsi alla end zone. E di nuovo Carminati che trova le mani sicure di Marco Bonacci ed è il touchdown del 13 pari per gli AGSM AIM Mastini Verona. Bravo Carlo Carminati questa volta, sì. Palla precisa, tranquillità in tasca e le mani sicure di un Marco Bonacci che finalmente fa vedere di che pasta è fatto. E questa è la serie che ci voleva, il quarterback Carlo Carminati che fosse tranquillo, se l'è fatto un ottimo passaggio, presa, protezione, nessun rischio di intercetto. Qui diciamo che la serie ci voleva per girare la partita. Adesso vediamo se va in porto il point after touchdown in maniera di prendere almeno anche la superiorità numerica del punteggio e poi lasciare fare il loro lavoro alla difesa. Pasticcia l'holder su questa situazione di snap nell'extra point, la palla continua a rimbalzare, palla che viene controllata dai Redskins, punteggio che rimane sul 13 a pari in un derby che veramente sta regalando di tutto e di più tranne che quello che ci aspettavamo. Sì, anche pensando che questo non è point after touchdown, non si sbaglia quasi mai. Il derby porta queste cose di quello che è straordinario delle cose ordinarie. Perciò anche qua adesso ci troviamo alla fine del terzo quarto, credo quasi ormai, a 13 punti, con la notizia molto positiva che sembra che l'attacco dei nostri mastini abbia trovato il suo equilibrio oggi e dovrebbe andare a fare un quarto tempo solido. I Redskins l'attacco non l'abbiamo ancora visto, speriamo di non vederlo, adesso tocca alla difesa dei mastini a ridarci quello che ci dà tutto il pomeriggio. Meno male per tutti gli appassionati di football giallo-blu, tutti i nostri ex giocatori, tutte le persone che amano i Cagnacci ormai da 15 stagioni in questa meravigliosa città di Verona. 13 pari, arriva il calcio di Amerigo a spararla più lontano possibile, nonostante un vento, Richard, che sta disturbando non poco. È il numero 34 a prendere palle, a trovare lo spazio al centro. Arriva il placcaggio in gang tackle da parte della kick-off coverage dei mastini e ho visto anche un brutto fallo da dietro da parte di un giocatore in maglia bianca. So we had a wonderful touchdown on a short 9-yard pass to the end zone by Carminati, and the Mastini were able to tie the game up. There was a little bit of a fumbling episode during the point after touchdown. Did not get the point after touchdown, and they just kicked off. And now the ball is to the Redskins on the 29-yard line with a penalty against them. I think there was a clip in midfield, and so the Redskins will start off with possession, first down from the 16-yard line. Si parte dalle 16 yards dopo il fallo chiamato contro un giocatore in maglia bianca. È stato un clipping, un fallo da dietro. Non si può bloccare un giocatore avversario nella schiena. Una spinta più che un bloccaggio.
È stata quindi Io mi ricordo anche durante i practices, i clips che si facevano anche per stuzzicare, no, la stessa squadra, era il fallo meno accettabile in assoluto perché è proprio vigliaccheria il clip. Poco rispettoso, certo. Primo 10 per i Redskins in possesso palla dopo questo 13 pari che rimette la partita in parità. Siamo sulle 16 yards, arbitri che stanno cercando di chiarire probabilmente qualcosa con il gruppo degli scorer, gli addetti alle statistiche, perché per chi non conosce il football americano, Richard, non sanno quante statistiche, quanta matematica c'è dietro questo sport. È la gestione dell'orologio, perché so che ci sono tanti fans del basket che dicono l'orologio va, ma nel football l'orologio e la statistica sono, direi, il 90% con l'allenatore è quello che fa la differenza. Primo 10, quindi ritorniamo al gioco con la difesa giallo-blu in campo a contrastare il passing game di Corradi, che non trova le mani del ricevitore numero 15. Buona e attenta la copertura di Francesco Quarella. Sì, ma di nuovo pressione ottima sul quarterback, la copertura del cornerback ottima. Sulla difesa non ho nulla, assolutamente nulla da dire fino adesso. Sarà un secondo e 10. Difesa giallo-blu ricca di tanti nuovi ragazzi, tanti ragazzi che sono arrivati nella Mastini Academy la scorsa stagione e che hanno trovato spazio subito con coach Bernardi e coach Costanzo, bravi a farli crescere e a dargli fiducia soprattutto. Secondo e 10, un running back nel backfield, formazione Hyde con due ricevitori uno dietro l'altro, Corradi che si sposta, arriva il placcaggio di Argenta Manuel, splendido il sack di Argenta Manuel che va a neutralizzare il tentativo di Corradi. No, bravo Manuel, perché a campo aperto con il quarterback cerca di fare le finte, non l'ha bevuta, l'ha preso, l'ha buttato giù come neanche ci fosse stato, bravissimo. Bellissimo il sack. C'è un infortunio in campo, si tratta di un giocatore giallo-blu, speriamo non sia niente di grave. So just to update our English listeners, yes, the Redskins have taken over the ball. The ball is still on their own 16. It's 2nd down and 10. We have an injured player from the Bulldogs, the Piscantina, Cagnacci or Mastini. Their name are the Mastini, but they're sympathetically and affectionately called the Cagnacci, which means the dirty dogs. And one of their players is down the field. So this would be the second field injury for the Mastini team. Good news is that we saw a much better third quarter on behalf of the offense. The running game and passing game starting to click away, and right now we have a 13-13 game. So fourth quarter is going to be it. Yeah, it looks like they brought out the stretcher again, so the medical staff is evaluating now, but it looks like they're going to have to carry this player off as well, and hopefully we'll have good news from the medical staff. Non riusciamo, Richard, ancora a capire di chi si tratta, penso sia probabilmente Lord Adolfo o forse Albert Bottey. Io da qui non vedo. Speriamo non sia niente di grave. Sta entrando in campo anche il coach per accertarsi della situazione. Coach Bernardi è arrivato la scorsa stagione per allenare gli AGSM Mastini Verona. Ho avuto la fortuna e il piacere di parlargli insieme un'oretta per una partita, persona splendida, persona che conosce il football in maniera assoluta, e mi diceva che quest'anno, se riesce, vorrebbe andare negli Stati Uniti a vedere la sua prima partita
di NFL. Io gli ho consigliato di vedere una partita universitaria, perché quelle spesso sono ancora più animate dell'NFL per certi aspetti, specialmente se pensiamo a quel parte del paese che può essere l'Alabama, Georgia, Louisiana, Clemson e via dicendo. Il giocatore è ancora per terra. Stiamo vedendo anche Filippo Mutascio, il capitano, a stare vicino probabilmente ad Albert Bottey. Non sono ancora riuscito a capire, sì, è Albert Bottey. Arriva la barella, speriamo per lui non sia niente di grave. Di sicuro una giornata sfortunata anche per l'aspetto sanitario, diciamo così. Ritornando al discorso di coach Bernardi, è anche allenatore che fa parte dello staff della nazionale italiana, del Blue Team, è il Special Team Coordinator, quindi un ruolo importante, e la sua passione l'ha portato a guadagnarsi questo ruolo così importante, così che ci dà orgoglio di avere anche così in giallo-blu una figura che è stata scelta per far parte di uno staff che porterà la nazionale italiana nel prossimo agosto a giocarsi le Final Four del campionato europeo dopo veramente tantissimi anni. Se ricordo bene, è dal 1997 che la nazionale italiana di football americano non si gioca una Final Four, quindi eravamo arrivati nel gruppo B e la vittoria contro l'Austria di 2 stagioni fa ormai è stata una vittoria inaspettata, ma vinta strappata con i denti proprio in terra austriaca, tra l'altro, e una vittoria che ha permesso all'Italia di tornare tra le grandi del football americano europeo. Sì, beh, è un risultato bellissimo. Sai, io ho sentito anche delle voci di recente passato. Come tu sai, quest'inverno noi abbiamo fatto dei webinar tramite la mia azienda del doppio diploma con giocatori come Rudy Rudiger dal film famoso a Notre Dame, con poi Vince Papale che è entrato negli Eagles giusto per un provino aperto al pubblico in maniera molto molto strana. Insomma, voci di corridoio dicono che l'NFL, se ci fosse l'ampliamento di una squadra dell'NFL a Londra e magari una in Germania, che l'NFL sarebbe anche disposta a investire molto sul calcio, sul football americano in Europa, cosa che gioverebbe, penso, anche l'Italia in maniera importante, insomma, questa decisione. Anche perché insomma ce lo siamo sempre di tra di noi, ma per i giovani questo è uno sport che non è praticare uno sport, è un insegnamento di vita su come comportarci, e che il collettivo fa la forza, mai l'individuo. Assolutamente, lo dico, lo sai anche tu da sempre, anche nelle interviste, di quello che mi capitano negli anni. Il football insegna a vivere, perché comunque mai come nessun altro sport come il football insegna la sofferenza all'interno del campo, dove prima di tutto devi combattere con le paure che hai te stesso, oltre che sentirti vicino e aiutato dai compagni. Quindi è automatico che arrivi l'aiuto del compagno, perché tutti si sentono in diritto e in bisogno di avere l'aiuto dei compagni di squadra. Esatto. No, poi anche proprio a livello di strategia, no? Se un giocatore non svolge il suo compito fino in fondo, c'è un ricadimento su tutta la squadra. Ecco che nel frattempo stanno portando esce dal campo lo sfortunato Albert Bottey. Speriamo per lui non sia assolutamente niente di grave. Poi è bello anche questo gesto di vedere i compagni di squadra che portano fuori la barella, no? In quali sport si vedono queste cose? Assolutamente Richard. Dobbiamo solo sperare che non sia niente di grave per lui, e giustamente noi dobbiamo tornare al gioco. Siamo ad un terzo tentativo e 16 yards, con i Redskins in possesso palla sulle 10 difensive. Poi facciamo anche notare che arrivati al fondo campo 2 giocatori fanno subito rimpiazzare i 2 che devono tornare in campo a giocare, cioè è uno sport dove porta questi tipi di comportamenti automatici. Assolutamente. Siamo qui a guardare, se aspettiamo notizie, sanitari, a controllare Albert. Speriamo non sia niente di grave.
Torniamo al match, terzo e 15 con di nuovo i Pelle Rossa che ricevono lo snap con la pressione su Corradi, arriva quasi l'intercetto, quasi la ricezione, un nulla di fatto e di nuovo il punt. Esatto, so we have a 3 and out again. I'm sorry, again, your English listening speakers, we were on hold for about 5 minutes. We have an injured player on behalf of the Mastini Cagnacci who's been carried out. The medical staff is examining him at this moment. And we just have a 3 and out, so it's 4th down for the Redskins on the 10-yard line. They'll be punting to the Mastini, who will get the ball in very good field position and hopefully take the lead of this game, which has been missing since the start of the game. Pronti al punt i Redskins con il calcio profondo che va a rimbalzare sulle 50 yards, controllato subito dal numero 14 in maglia bianca intorno alle 48 difensive che sarà il punto di partenza per l'attacco di Carlo Carminati. E vediamo un po', Richard, se riusciamo a riproporsi come abbiamo fatto in questo quarto down giocato poco prima del touchdown, con la corsa meravigliosa, forse l'azione più bella della partita, diciamo, per quanto riguarda un aspetto offensivo fatta dai gialloblu. Indubbiamente è stata la serie più bella, sia la corsa a destra dei 30 yards e anche il touchdown del lancio nella touchdown zone. Vediamo di riproporre quell'attacco lì e vediamo ora cosa succede. Primo down 10 al 48. La motion di Manuel Storm Savoia, palla consegnata a Fabio Simioni che cerca di trovare spazio, un tentativo di saltare, diciamo così, il fronte difensivo in maglia bianca, attenta come sempre la difesa dei Pelle Rossa, sarà forse un 2nd e 9. Sì, i front four dei Redskins di nuovo sono sempre presenti, non gli sfugge nulla. Penetrare la loro difesa al centro si fa fatica, bravi i Redskins. Vediamo il secondo down, abbiamo guadagnato 1 yard, 2nd and 9th. 2nd e 9, ancora Carlo Carminati pronto allo snap. È un pass troppo aperto, diciamo così, per Manuel Savoia. Sarà un 3rd e 9. So 2nd down, we have an incomplete pass to the right side of the field, just overthrew the receiver. We have a 3rd and 8. Terza e 9. Mela Marinelli nel backfield con il quarterback numero 7 giallo-blu. Palla molto tesa per Bemmo Pogo, ma è stato bravissimo il numero 14 dei Pelle Rossa a togliere la palla dalle mani del numero 3 Scaligero. Già, ha un bel braccio il quarterback lì. Si tratta di Jacopo Donà. E adesso i Mastini dovranno fare il punt con il vento a sfavore, e abbiamo rischiato anche. Bello comunque il punt di Montemerigo contro vento, va a posizionare la palla direttamente fuori dal campo, intorno alle 15 yards. Visto come eravamo lento, direi ottima posizione per fare un altro fronte alla nostra difesa, per poi dare all'attacco l'ennesima possibilità di fare qualche punto. Entrano in campo i Redskins e ancora non abbiamo notizie per il nostro giocatore che è in visita medica. So it's the Mastini had to punt again after a 3 and out. Quarterback's arm just seems to be a little bit off today. Good size punt, and the Redskins take over the ball at the 15-yard line, 1st and 10. Primo 10 per l'attacco dei Pelle Rossa. È una corsa centrale del numero 34 Gaspari, ben controllata dal fronte difensivo con il placcaggio prima mancato da Gagliardi Slang e poi ritoccato, diciamo così, da Richard Mensah.
So the attack was able to get, the offense was able to get back to the line of scrimmage, and again, defense is doing their job, especially the front three with the cornerbacks then coming in to tighten the field. 2nd and 10. Secondo e 10, 3 ricevitori sulla parte sinistra del campo per i Redskins. Ancora Corradi che riceve lo snap e va a questo lancio veloce, arriva il placcaggio di Argenta e subito dopo Amerigo che va a stenderlo insieme alla collaborazione del linebacker Mauro Merlino. Leader difensivo il numero 52, grande esperienza la sua, un'esperienza che la porta dai Giants Bolzano, dagli Oaks Reggio Emilia. Carriera importante quella del nostro Merlo, questo è il suo nickname. No, bravissimi, con 3 receivers, uno dietro l'altro sul lato sinistro, la palla infatti va lì, ma tutti e 3 coperti, un placcaggio ottimo, addirittura con una perdita di 3 yards, perciò abbiamo un terzo e 13. Terzo e 13 ed è ancora il lancio questa volta lungo per il numero 10 dei Redskins. Buona la copertura da parte di Giacomo Filippetto ed è ancora un 3 and out, sarà un quarto tentativo e 13 yards da conquistare. Sicuramente vedremo l'ennesimo punt. A rischio di sembrare un pappagallo o di sembrare pappagalli, diciamo, la difesa ha fatto un ottimo lavoro, ha tenuto sia il running game che il passing game, i primi 3, con i cornerbacks e i linebackers, e c'è l'ennesimo punt da parte dei Redskins dalla yard numero 11 che dovrebbe dare ai Mastini ottima field position. Arriva il punt che parte male dal piede del punter dei Redskins, pallone che esce sulle 35 e quindi Mastini che si trova in ottima posizione di campo. Richard, dobbiamo di nuovo premere sull'acceleratore, trovare un po' di strada sulla parte magari del campo più larghe come abbiamo visto prima, cercare di muovere la palla e di creare entusiasmo e confidenza, perché in una partita così è chiaro che l'attacco, più sei nelle famose sabbie mobili, più non riesci a venirne fuori. Esatto, questa è la storia del football. Io insisterei forse un po' più sul running game largo più che cercare di sfondare il centro, e vediamo cosa sceglie di fare il coach. Primo e 10, palla per la corsa centrale di Mela Marinelli che va a guadagnarsi di prepotenza almeno 4, forse 5 yards. Buona la chiamata da parte della panchina. Esatto, Scaligera con l'offensive coordinator Andrea Ventura. Anche perché questa difesa darà segnali di un po' di stanchezza, no? Secondo e 5 ed è ancora Marinelli che prova a trovare lo spazio centralmente. Arriva il placcaggio però molto basso e determinato della difesa a pelle rossa. Mastini che avranno un terzo e 3. Un terzo e 3 che è sempre un allotto, no? come giocarla, però credo che qua si andrà con il running game di nuovo. Faccio una mia previsione. La corsa laterale chiamata per le gambe di Simeoni che va a chiudere il down, chiude centralmente e se ne va in touchdown a GSM Haim Mastini Verona con la splendida corsa sulla destra di uno dei più grandi fenomeni mai arrivati in maglia giallo-blu. No, grandissimo running back, e complimenti anche al coach perché ha fatto una roba da manuale. Due portate su per il centro, come si dice in inglese, they rammed it up the middle of the road, ha preso 7 yard, non si sapeva cosa fare, dare il running back la sua corsia sulla destra fino al touchdown come quella precedente. 19-13 il punteggio parziale, Richard. Ottima scelta anche di Place, ottima scelta devo dire. Vediamo questo calcio di Amerigo Monte con l'holder che ferma la palla, pallone perfettamente in centro ai pali e finalmente i Mastini tornano in vantaggio 20-13 per gli AGSM Haim Mastini Verona in questo terzo quarto che finalmente Richard ci fa sorridere anche qui noi a 6 metri di altezza. Anche perché ho visto l'attacco che mi aspettavo dal primo quarto, però mi è piaciuto molto le decisioni di fare il gioco di running da parte del coach, in situazioni anche dove magari era più adatta un pass game. Complimenti alla prima linea che ha tenuto e a questo grande running back che non ho parole perché quando mette la terza, la quarta, la quinta non ce n'è per nessuno. Bellissima la corsa di Fabio Simeoni
Ottimi bloccaggi ovviamente della linea d'attacco e dei compagni, perché il football insegna prima di qualsiasi altro sport che da soli non si fa proprio niente, ma ovviamente è chiaro che il merito va sempre in primis a chi riesce poi ad attraversare quella magica linea che è la goal line. Esatto, esatto. E devo dire che insomma avere buttato in mezzo lì il running game centrale per quelle 7 yards lì ha spostato difesa anche sui loro tacchi e ha permesso il momento giusto di accendere la marcia che ci voleva. Arriva il touchback dal piede magico di Monte Amerigo. Redskins quindi che non tentano di ritornare la palla, partiranno dalle 25 yards. So after another almost photocopy of the second touchdown of the Redskins, the third touchdown came from two runs down the middle of the field. Tried to jam it down the throat of the Redskins. They got 7 yards of it. On the 3rd and 3, pitch to the right, and number 27, Mr. Fabio, took it into the end zone again with a great run. Point after touchdown was good. So we're 20-13 for the Mastini, and now the Redskins are backed up into their end zone with a 1st and 10 at their own 20-yard line. Primo 10 dalle 20 yards difensive, la partenza dei Redskins in questo terzo quarto che sta per terminare. È la corsa centrale del numero 34, controllato subito dalla difesa scaligera con il placcaggio di un Manuel Argenta che in questo terzo quarto sta veramente facendo vedere i numeri. Sì, è un muro quel ragazzo lì, ha fermato di tutto. Mi sembra che adesso andiamo all'inizio del quarto tempo. Ed eccoci infatti a cambiare campo e quindi a entrare nell'ultimo quarto di gioco. Quarto pronto a partire con gli AGSM Mastini Verona in vantaggio 20-13 sui Redskins. Sì, direi anche punteggio strameritato per quello che si è visto nel terzo quarto. La difesa ha continuato a fare quello che fa dal primo minuto, l'attacco si è accorto che oggi c'è una partita da vincere e nel terzo quarto ha cominciato a fare il suo lavoro. Passeggiata su questo meraviglioso campo per le due squadre. I Redskins onestamente faccio complimenti all'attacco, alla difesa che ha tenuto benissimo, anche nel terzo quarto ha giocato benino, però nell'attacco non ho visto nulla e vediamo se anche il loro attacco dovesse fare qualcosa, ma non ho visto nulla che dovrebbe far preoccupare la difesa dei Mastini in questo momento. Mi piacerebbe molto vedere la difesa giallo-blu regalarsi sostanzialmente qualche big play, qualche premio, perché devo dire che sicuramente dobbiamo parlare soprattutto di una grande difesa. L'attacco ha fatto sicuramente il suo dovere nel momento in cui si è ritrovato, ma la difesa giallo-blu finora è stata assolutamente perfetta in campo. Arriva la pressione nel frattempo su Corradi che viene placcato dal numero 57 Luca Sterza, tackle destro utilizzato in questa situazione anche in linea difensiva. Complimenti a Luca, anche Luca figlio d'arte, il papi Oscar ha giocato con me negli anni 80. Coach Mike, c'era lui che ha fatto un grande, ma dietro lui c'erano altri 10. È una difesa messa. Infatti il game ball, non so se in Italia si ha quella usanza lì di dare il pallone al miglior giocatore in campo, ma il game ball oggi va alla difesa. Terzo e 12 Richard, ancora la pressione che arriva. L'intercetto, dimmi di sì! No, peccato, era bellissimo il tuffo di Monte Amerigo. Arriva ad un pelo dal big play difensivo. Era quasi arrivato il big play che avevi appena chiamato. Nulla di fatto, ma i Redskins comunque andranno al punt e quindi di nuovo grande difesa quella giallo-blu. Tu chiamavi il big play di difesa, io chiamo invece una grande corsa da parte del punt return, perché questo evento qua se la prendesse una volta al volo rischia di andare veramente fino in fondo. Vediamo. E questa potrebbe essere la volta, no, anche questa. Controllata dal punt team la palla, molto bravo il punt team dei Pelle Rossa, sempre pronti
ad arrivare molto velocemente bene sulla palla. Palla che comunque è in buonissima posizione di campo, siamo sulle 36 yards difensive per i gialloblu. Gialloblu che, se analizziamo tutta la partita, Richard, sono partiti moltissime volte in ottima posizione di campo, in attacco. Sì, sono partiti sempre, non si può dire abbiano avuto posizioni in campo difficili da gestire, hanno gestito molto bene questo. I Redskins si sono sempre trovati con le spalle al muro, però ovviamente meritata posizione da parte della difesa che li ha sempre portati lì. Io sul punt rischierei un po' di più, tra il punt return 10 metri su in alto. Arriva nel frattempo il pass lungo per le mani di Marco Bonacci, palla non precisa. Richard penso sia anche sicuramente legato anche a questo vento che sta infastidendo tutto il gioco in generale, soprattutto quello aereo. Esatto, cioè il passing game oggi è come il kicking game, è un po' vincolato da questo vento, però è giusto provarci ogni tanto. Adesso senz'altro vedremo, secondo me, un running game che infatti però di nuovo la difesa dei Redskins tiene. Per i nostri ascoltatori English speakers, we had another punt, a 3-and-out by the Redskins, and the Mastini now have the football at their own 33-yard line. It is now 3rd down and 10, and the passing game is difficult to handle today because the wind is very strong. Occasionally they give it a try, but it's back to the running game. Terzo e 10 con la palla lasciata per Simeoni che se ne va sulla destra, va a guadagnare 8 yards, forse meno. Mastini che probabilmente andranno al punt, vediamo la scelta, ma stiamo vincendo sicuramente. Coach Bernardi in maniera conservativa andrà al punt, vediamo un attimo, c'è una flag sul terreno. C'è un holding, quindi una trattenuta illegale da parte dell'attacco giallo-blu, da parte della linea offensiva. Quindi Redskins che approfittano di questo errore, di questo fallo di gioco da parte dei giallo-blu. Redskins declinano il fallo. Infatti mi sembrava strano che lo prende perché... Vediamo un po' perché c'è un po' di confusione. Perché darlo un'altra opportunità? Gli arbitri dicono calma, vediamo un po' il capo arbitro Marco Sala. Eccolo qui, dice che i Redskins declinano il fallo a loro favore e quindi sarà un quarto tentativo. E i giallo-blu che vanno al punt. Sì, onestamente non capivo perché avevano scelto subito di tornare indietro nel campo, ma la beffa sarebbe adesso magari riuscire a fare il fake punt, ma ovviamente si parla di un coach molto serio e queste cose non le fa. Tutto pronto per Monteamerico che riceve il long snap e va a calciare controvento questo punt che rimane molto in aria. I Redskins che decidono di ritornarlo, è molto bravo il numero 15 a guadagnarsi qualche yards extra dopo la ricezione di questo calcio. Redskins che partiranno in attacco in una buona posizione questa volta, siamo intorno alle 32 yards difensive. Sì, buon ritorno, un buon punt tra l'altro, un hang time notevole. Col rimbalzo il return specialist ha preso la palla al momento giusto ed ha aggiunto 5-6 yards al ritorno. Adesso i Redskins partono dalla 32esima yard, 1st and 10, e vediamo se c'è la ennesima conferma della difesa dei Mastini che fino ad oggi non ha sbagliato assolutamente nulla. Primo e 10 in questo quarto che vede i giallo-blu 20-13 in vantaggio sui Redskins. Corsa del numero 34, ben controllata prima dal tentativo di placcaggio di Mauro Merlino, arriva poi a metterci una pezza e a concludere il tackle il numero 49 Giacomo Filippetto. Una yarda il guadagno del running back in maglia bianca. So we had another punt on behalf of the Mastini into the Redskin territory. There was a 7-yard return on the punt, and now the Redskins are at the 33-yard line. They gained 1 yard on their first running attempt. It is 2nd and 9 from their own 33. Secondo e 9, due running back a fianco del quarterback numero 32 Corradi.
Aspettiamo un'azione di lancio. Infatti è la pressione di giallo-blu, il lancio lungo per le mani del numero 10. Attenta alla copertura di Francesco Quarella, ma le possibilità anche questa volta c'erano, forse più di altre volte tentate come giocata lunga, Richard. Sì, The Redskins ovviamente era il momento anche per provarci, copertura ottima da parte della difesa sia dei cornerbacks, dei linebackers, ma anche i safety era posizionato benissimo, tiro non perfetto, lancio non perfetto, però la difesa continua a fare il suo lavoro. Direi che ci potrebbe fare una clinica, un summer camp sulla difesa come ha giocato oggi. Terzo e 9 per i Pelle Rossa, ancora 2 running back nel backfield, probabilmente Richard anche per avere una maggior protezione nel gioco di lancio. Eccola qui, infatti, ma vedi, Corradi che accetta di rimanere molto tempo, arriva però la pressione, decide di correre, arriva il placcaggio pesante e in regola da parte dell'esperto linebacker numero 52 Mauro Merlino. Anche lui ha giocato una bella partita oggi. Hai visto il quarterback aveva anche il tempo da lanciare, ma non c'era un receiver libero, proprio copertura completa, dietro, avanti, destra, sinistra. Ovviamente cerca la corsa, i linebackers vengono su, contengono il front down, ha preso 2 yard, siamo al quarto. Egregio lavoro di coach Ciba Costanzo con la sua difesa, una formazione particolare la sua, appassionato di questo gioco, e che se non sbaglio è la Iowa State che giocava così, no? È la difesa di Iowa State, sì. Che lui ha cercato di ovviamente vestire addosso ai suoi ragazzi. Quarto tentativo, giustamente giocato la mano per Corradi e compagni. Corradi che cerca di lanciare in profondità, lancio che risulta pericoloso ma ancora incompleto, e Mastini che torna in attacco in territorio favorevole. Saremo sulle 35 yards con i Redskins che sostanzialmente in 4 down sono riusciti a guadagnare esclusivamente con questa corsa di Corradi e poco di più. Qua io trovo un errore banale da parte di Redskins aver portato qua, lo parlo senza sapere quanto tempo rimane nel quarto tempo. Ho trovato un po' azzardato cercare il down da una posizione da 33 yard nel tuo campo. Non so Mike se tu sai quanto tempo è rimasto nel quarto tempo, ma che penso concordi che è stato un po' azzardata questo tentativo. Sicuramente azzardata, ma forse il fatto di non aver avuto così tante chance durante gran parte ormai della partita li ha costretti a giocare in una situazione del genere. Diciamo anche che noi gli abbiamo regalato tantissimo sul fatto che in attacco così tante partenze favorevoli in territorio favorevole hanno regalato veramente pochi punti ai mastini. Perciò tu dici che era la posizione favorevole che l'ha condizionato a voler provarci? Non ho mai avuto una posizione così favorevole in attacco, se ci pensi. Adesso i mastini riprendono la palla alla 33 yard dei Redskins. Vediamo se riusciamo a portare a casa 3 o 7 punti in questa serie qua. Mi piacerebbe vedere qualcosa di aereo. Ovviamente il gioco aereo, Richard, nel football, soprattutto nel football moderno, è la parte più spettacolare. Oggi è mancata molto. Ed è dato via anche il vento un attimo. Esatto. Sarebbe anche il momento giusto questo di provare qualcosa d'aereo. Vediamo un po'. E mi sa che la corsa di nuovo chiamata per Fabio Simioni. Tra le yards guadagnate dal running back numero 27. Mastini che giustamente correndo la palla mangiano tempo sul cronometro. Le regole del football americano sono molto simili a quelle del basket, Richard, nel senso che la gestione del cronometro è legata appositamente a lancio incompleto, il cronometro si ferma, se si corre il cronometro continua ad andare. Sì, il coach sta già gestendo l'orologio, fa bene. Arrivasse un altro down qua ancora non sapendo quanto manca nel quarto tempo, ma il coach se altro lo saprà quanto manca e questo lo aiuta a prendere queste decisioni. Il commento è che dopo 92 ore e mezzo di vento fortissimo c'era un attimo di tranquillità. Avremmo potuto giocarla. Vediamo un po'. Facciamo il bombs away adesso, no? Vediamo un po' se ci regalano qualcosa. Abbiamo visto nel frattempo la corsa di Marinelli che ci porta ad un terzo e 2.
terze due chiave per poter tenere il possesso palla, lasciata nelle mani di Fabio Simioni che lotta da solo per guadagnarsi un primo down. Attentissima nuovamente la difesa dei Redskins, incommiabile devo dire anche la difesa dei Pellerossi in questa partita. Sì, no, specialmente i front four, complimenti. Vediamo, tu cosa faresti qua? Io la giocherei e chiaramente farei un gioco particolare, giocherei una corsa del quarterback con delle protezioni extra in modo tale da poter avere degli extra blocker, e ovviamente bisognerebbe giocare il quarterback sneak. È una quarterback sneak chiamata dalla panchina scaligera. Sa che è un po' corta. Eravamo un po' lontani, non è stata sufficiente la corsa di Carlo Carminati, che ha corso praticamente centralmente e direttamente sulla sedera del centro sostanzialmente. Esatto. Questa è la quarterback sneak spiegata con un quick count per confondere il nose guard, ma ha preso una yard, ne servivano 2. Niente di fatto per questo attacco giallo-blu, e quindi di nuovo cambio possesso con i Redskins di nuovo in possesso palla sulle 25 yards. So the Bulldogs, the Piscantina Verona Mastini tried a quarterback sneak on 4th down. They needed 2 yards, they got 1. And the ball has gone back to the Redskins, who start off on their own 27-yard line, 1st and 10. Primo 10 con Corradi che va a lanciare un lancio veloce sulla sinistra, palla che risulta incompleta perché cade a circa 1 metro dalle mani di un inginocchiato wide receiver con il numero 15. Vabbè, ma più che receiver è stato un tiro sbagliatissimo questo. Si tratta di Gaspari, sicuramente Gaspari ha cercato di accucciarsi per ricevere il pallone, lancio che si è sotterrato qualche metro prima delle mani del numero 15 in maglia bianca. Come dicono, l'ascensore non è arrivato all'ultimo piano. Esatto. Secondo e 10, 3 ricevitori sulla parte destra del campo per i Redskins Verona. Di nuovo un roll out pass e un lancio al centro, sì. Questa volta ben ricevuto dal numero 2 Andreoli. Questo è il primo errore che vedo della difesa, perché erano tutti e due concentrati sull'uomo davanti, sul falso lancio, gli ha girato attorno e invece di seguirlo nessuno dei due si sono un po' fermati, però insomma un errore ci sta e c'è il first down dei Redskins. Qualcosa che non va per Giacomo Filippetto, speriamo per lui niente di grave, forse un colpo sulla schiena. Sì, sembra una botta sulla schiena, vediamo se si riprende da solo. Campo il fisioterapista dei giallo-blu a massaggiare la schiena del numero 49 in maglia giallo-blu, Richard Mastini, che ovviamente sono in controllo della partita, ma sono solo 7 i punti di vantaggio e quindi bisogna stare molto attenti, perché un big play, un gioco rotto, qualcosa che non va, può ovviamente riportare la squadra in maglia bianca a rientrare in partita. Basta un mancato marcatura di un receiver. Sì, 7 punti svaniscono in 2 secondi se non stiamo attenti. La difesa vedo bene, c'è stato questo slip, lo chiamo freudiano solo perché tutti e due pensavano che l'altro lo coprisse e non era una mancata marcatura. Adesso vediamo se li fermano qua. Primo 10 dalla yard 37. Primo 10, man in motion per i Redskins con questo lancio veloce per Moronesi, palla che arriva completamente fuori bersaglio. Esatto. Nulla di fatto in questa prima azione offensiva della squadra dei Pellerossa. E comunque anche se la palla arrivava al ricevitore era circondato da 3 mastini, non andava da nessuna parte. Buona come sempre la copertura dei defensive back capitanati da Filippo Mutascio, il
capitano ormai storico, come dicevo prima, dal 2008 in campo. So the Redskins, second down, 10 on their own 37. Clock is ticking. They've got to make something happen now. Ancora man in motion per i Redskins con Corradi che va a trovare il completo per Gaspari. Arriva il placcaggio di Filippetto che si è subito ripreso dal malanno muscolare alla schiena. Arriva questo bel completo comunque che dà fiducia alla squadra in maglia bianca. Sarà un terzo e 5. 3rd and 5 on their own 43-yard line. Again, I said the clock is ticking for the Redskins, and they need to make something happen now if they want to tie this game up. Ancora 3 ricevitori sulla parte destra del campo per i Redskins con la man in motion del tight end Moronesi. Arriva la sua ricezione, azione dichiarata. Ovviamente Moronesi usa la sua fisicità, giocatore alto probabilmente quasi 2 metri, Richard. No, infatti la sua stazza fisica gli ha garantito questa presa qua. Ovviamente la lettura del linebacker qua, qualche commento bisognerebbe farlo, doveva anticiparla questa cosa quando va il man in motion, almeno uno lo seguirlo subito. Però ha giocata bene dai Redskins, dai, tutto sommato. Primo down chiuso quindi dai rossoblù e quindi primo down che vediamo dare forza a questa rimonta eventuale che giustamente i Redskins tentano. La corsa di Battistella bloccata dal placcaggio di Filippo Mutascio. Sono circa 5 le yards guadagnate dal numero 35 in maglia bianca. I Redskins hanno svolto pagina nel playbook, hanno messo in mozione altri 2 o 3 plays che non abbiamo ancora fatto oggi. Adesso vediamo, c'è stata qualche sostituzione in difesa. Vedo un po' più di confusione nella zona del middle linebacker. Vediamo adesso cosa riescono. Secondo e 5, di nuovo Corradi in situazione di lancio, cerca di correre personalmente, guadagna forse 2 yards. Sarà un terzo e corto. Terzo e 2 che è molto interessante. Lì invece la zona dei linebackers ha contenuto bene. I Redskins hanno preso un po' di confidenza con il loro running game. Terzo e 3. Tenerli fermi qua sarebbe il massimo, poi vedere cosa decidono di fare, ma il field goal poco le serve, non so quanto rimane sull'orologio. Terzo e 3, la corsa di Battistella sulla sinistra, va a chiudere probabilmente il down, arriva forse tardiva. No, non so. L'azione della difesa giallo-blu che va a placare in gang tackle il fullback numero 35 in maglia bianca. È un primo down guadagnato dai Pelle Rossa, sono 2 primi down di fila guadagnati. C'è forse un po' di stanchezza e sicuramente la mancanza di qualche giocatore che ovviamente è dovuto uscire, come sappiamo, per qualche acciacco. Esatto, poi io non vorrei sbagliarmi, ma credo che di first downs i Redskins ne hanno fatti una in tutta la partita, ne ha fatti 2 in questa serie qua. La difesa nostra sì, un po' di stanchezza c'è, forza ragazzi che mancano pochi minuti e dobbiamo salvare questo punteggio. Primo 10 ancora quindi per l'attacco dei Redskins che vanno a compiere il loro miglior drive offensivo della partita. Incredibile, doppia copertura, la palla passa tra le mani del defensive back Scaligero ed è la ricezione da parte dei Redskins che portano ad un nuovo primo down e alla palla posizionata sulle 9. Esatto, io adesso è un po' distante dalla nostra postazione, mi sembrava un intercetto fattibile e invece saltando sulla palla ha superato il nostro difensore, è andato in braccio ai Redskins e purtroppo ci troviamo con loro sulla yard 9 col primo down, perciò adesso prima è touchdown.
Primo in gol con 9 yards da guadagnare per l'attacco dei Pelle Rossa. Mastini che difensivamente si sembrano in difficoltà. Arriva di nuovo il completo sul numero 10 in maglia bianca. Si tratta di Danka Edward. Redskins che si avvicinano ulteriormente alla end zone. So folks, we have a 2nd and goal for the Redskins, who have been able to march down the field like in no other series this game. They've mixed their game up. It looks like they've turned page on their playbook. They've run the ball fairly well, and now they are on the 5-yard line, 2nd and goal. Second and goal con circa 6 yards dall'end zone. 3 giocatori posizionati sulla destra per Corradi, che va a lanciare nel single receiver. La palla cade a terra, è un incompleto quindi fortunatamente per i giallo-blu. Però bel play dei Reds, mi è piaciuto il ricevitore che va all'esterno per poi incrociare, virare a destra. Il difensore c'era, però con quella virata estrema il tiro, se era un po' più alto, rischiavamo di più. Buona difesa, buona marcatura, buono anche il tentativo dei Redskins. Bel lancio molto teso e con poco pericolo di Corradi, palla che però arriva a terra. Sarà un terzo and goal, ancora 3 ricevitori sulla destra. Corradi che rimane nella tasca, va a lanciare per le mani sicure, sembra touchdown Redskins. Sembra touchdown Redskins. Vediamo il numero 15, Samuele Gaspari. And the Redskins have scored on 3rd and goal with a straight drive pass down the middle, and receiver locks the ball in, falls to the ground on the right side of the goal line, and now we have the point after touchdown of the Redskins. And I don't imagine they're going to go for 2. I think they want to tie this thing up. 19-20 il punteggio attuale di questa partita, che è già entrata nei 2-minute warning, negli ultimi 2 minuti chiamati dagli arbitri ancora qualche azione fa. Redskins che vogliono giocarla alla mano. Scelta coraggiosa ma condivisibile. Se segneranno saranno in vantaggio, se non segneranno saranno i Mastini ad avere un punto in vantaggio. Ed ecco la ricezione ed ecco il lancio incompleto. Non metto enfasi perché ovviamente sono ancora deluso e amareggiato della touchdown subito in questo ultimo drive. Mastini che rimangono in vantaggio di un punto, 20-19, mancano sicuramente Richard qualche manciata di secondi, qualche decina di manciate di secondi, non so se siamo sotto il minuto. I Redskins sicuramente andranno a fare un onside kick per cercare di recuperare la palla e vedremo se questo 20-19 avrà ancora cambiamenti in queste ultime fasi di partita. Sì, scelta coraggiosa, al di fuori della mia portata. Hanno cercato i 2 punti giocandosela, non è riuscita. Adesso hanno da fare il kick, andranno sull'onside kick per recuperare la palla, che la palla deve fare adesso i 10 metri e poi essere recuperata dai Redskins. Di nuovo tanto coraggio, e non so se tu la condividi, io avrei portato a casa il pareggio. Adesso qua ti faccio domanda perché non conosco le regole tutte delle finali, ma c'è l'overtime o no? C'è l'overtime, ci sarebbe stato l'overtime. Perciò io me la sei giocata l'overtime piuttosto che cercare. Vabbè, comunque ho detto la mia e l'allenatore conosce bene la sua squadra. Sono stati coraggiosi, hanno giocato questa azione alla mano, sicuramente coefficiente di rischio alto e non è andata bene ai Pelle Rossa. 20-19 per i Mastini. Ci aspettiamo questo calcio corto per tentare di recuperare la palla da parte della formazione in maglia bianca. Non cercano neanche l'onside. Invece direttamente fuori dal campo. Non riesco a capire questa scelta. Anch'io mi lascia molto, anche perché insomma se i nostri hanno cominciato a accedere così perché sono stanchi, piuttosto che cercare l'overtime se sono stanchi. Adesso neanche l'onside, praticamente hai accettato la sconfitta.
Poco chiaro questo calcio direttamente fuori, forse ha sbagliato a colpire il pallone il kicker dei Redskins. Ma adesso non sto capendo. A quanto pare si può, infatti stavo pensando velocemente alle regole, i mastini accettano di partire dalle 30. I mastini accettano di partire in attacco dalle 30, quindi non richiedono di calciare nuovamente, ed è una scelta giusta perché altrimenti ci sarebbe stato un maggior rischio di recuperare la palla da parte del kicking team dei Redskins. E So quindi... folks, we've had a few turn of events. The Redskins didn't take the point after, they went for 2, didn't make it, they're down by 1. They didn't even do an onside kick, and now the Mastini just have to manage the clock. Mastini che giustamente consegnano palla nella cassaforte di Mela Marinelli, running back molto pesante e fisico dei gialloblu. La sua corsa guadagna circa 2 yards, nel frattempo il cronometro andava, ma arriva il time out chiamato penso dalla panchina pellerossa. Time out giustamente utilizzato per cercare di lasciare più tempo possibile sul cronometro. Ovviamente non siamo sicuri di quanto manchi alla fine del match. Quanti? Gentilmente dalla panchina scaligera. 50 secondi, Richard, nel football sono sempre tanti. Io ho visto partite durare 40 minuti con 40 secondi, 50 secondi. Però io sono perplesso per queste due scelte dei Redskins. Secondo tentativo e 8 yards, forse 9 per i gialloblu. Carminati allo snap, consegna palla a Simioni che cerca di trovare spazio sulla parte sinistra del campo. Arriva però il placcaggio del numero 96. Quanti time outs hanno i Redskins? Nuovo time out dei Redskins che cercano di tenersi più tempo possibile sul cronometro. Ma il terzo questo, non ne hanno più. Penso sia l'ultimo, sì, penso sia finale. Richard che diciamo regala agli appassionati in generale un match che rimane in bilico fino alla fine, con un finale magari, come dici tu, con un punto di domanda sulla scelta che giustamente i Redskins hanno fatto, ma finale che magari con un gioco aereo migliore da ambo le parti avrebbe probabilmente avuto un esito differente. Esatto, sì, no, oggi ha dominato la difesa, ha dominato il running game, il passing game, che è quello che dà spettacolo al gioco, oggi non c'è stato. Non c'è stato nemmeno tanto gioco di punt returns, kick-off returns, sempre dovuto al vento. Sempre dovuto siamo ormai alla partita finita. Siamo alla victory formation, i mastini si inginocchiano, mancano 20 secondi alla fine. Ed è finita. Sì, AGSM Mastini, AGSM Heim Mastini 20. Redskins 19. Vinciamo questo derby nel 2021, ritornato dopo 6 anni, dopo una partita, Richard, particolare, come dicevamo poco fa, grandi difese in campo da ambo le parti, la difesa dei mastini che soffre un attimo e concede un touchdown nel finale, ma un attacco giallo-blu che ha giocato a sprazzi sul running game e praticamente ha giocato poco sul gioco aereo. Forse quello è la parte che è mancata di più per dare più spettacolo. Grande spettacolo però per un bellissimo campo, per una bellissima struttura che ci è stata concessa dal Pescantina Settimo Calcio, dal comune di Pescantina, da tutti i ragazzi, da tutti i cagnacci gialloblu che hanno lavorato da ieri mattina
a quest'oggi pomeriggio, prima dell'inizio della partita, per sistemare al meglio questo meraviglioso campo e per concedervi così una diretta fatta da me e da Richard nel migliore dei modi. Non siamo sicuramente dei cronisti professionisti, ma ce l'abbiamo messa tutta, Richard. Sì, beh, io sicuramente no, tu te la cavi molto bene invece. Sì, partita bellissima, devo dire anche a livello strategico 2 difese che si sono scontrate molto molto bene, panorama bellissimo, partita finisce 20-19, la dice lunga. L'importante per i mastini è che il check lo mettiamo nella colonna delle vittorie e questo è quello che conta a livello statistico e per andare avanti. Assolutamente, seconda vittoria in campionato su 2 partite giocate per i gialloblu di coach Bernardi. Siamo sicuramente contenti di questo risultato, saremmo stati più contenti nel vedere più spettacolo sul campo, ma è chiaro che stiamo parlando di un derby e come tutti i derby l'aspetto emozionale che in ogni giocatore, che in ogni persona che vive da una e dall'altra squadra questa partita, è chiaro che può aver assolutamente influito su quello che è stato l'esito, diciamo, della qualità del gioco, Richard. Esatto, sì, ma io credo che è stata bella, è stata combattuta, i giocatori sono impegnati, il fattore evento ha detto la sua, non ricordiamoci che siamo alla seconda partita del campionato, sono squadre che si stanno ancora conoscendo, collaudando, io mi sono divertito molto, sarei curioso di fare qualche domanda all'allenatore dei Redskins sulle decisioni fatte in finale, giusto per mia curiosità, ma ho visto 2 squadre messe bene in campo e complimenti anche alla difesa dei Redskins, che ho visto una squadra molto molto ben strutturata. For all you English listeners, the game in the 2019, the onside kick didn't work. The Mastini ran the clock out, and the win column says 2 victories for the Mastini, and the Redskins go to 0-2. Thank you very much for following us. Bene, concludiamo quindi con le parole di Richard e queste mie ultime parole che ringraziano nuovamente il Comune di Pescantina, l'Associazione Sportiva Pescantina Settimo Calcio. Il ringraziamento ovviamente a chi ha offerto questa diretta, e cioè RCE Foto Verona, Verona Fotografia e Show. Assolutamente il grazie anche ad Avelia Live HD per questa loro prima diretta, un gruppo che ci ha dato una grossa mano, un grosso lavoro di regia da parte di Pablo Tarocco e di tutto il suo staff. Un ringraziamento a tutti quanti voi che ci avete seguito in questa diretta da Michele De Martin. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più.
Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Quando a casa chiedi, Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono. Provi i salumi formaggi del nostro territorio. E se lei ti dice, Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia. Qui trova un mix di ottimo frutta e verdura italiana. E se lui propone, Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila, A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.